Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'evento che abbiamo intitolato Valorizzazione del capitale umano, la ricerca nei settori umanistici e delle scienze sociali a servizio del territorio. Si tratta, come sapete, della terza edizione di questo evento che purtroppo anche quest'anno, come del resto l'anno scorso, teniamo online. In ogni caso l'evento viene registrato e sarà disponibile su YouTube, in particolare sul canale Play Nude. Durante l'evento di oggi presenteremo le ricerche svolte da 10 assegnisti di ricerca nell'ambito, come detto, umanistico e delle scienze sociali. Questi 10 assegni di ricerca sono stati finanziati grazie alla legge regionale 34/2015. Sono presenti oggi quindi per la Regione Friuli Venezia Giulia l'assessore Alessia Rosolén, assessore regionale all'istruzione, ricerca, università, lavoro, formazione e famiglia, e la dottoressa Chetti Segatti, dirigente del servizio istruzione, università e diritto allo studio. Per l'Università di Udine, oltre al sottoscritto, Alessandro Gasparetto, delegato alla ricerca, è presente il magnifico rettore, professor Roberto Pinton. Sono presenti i responsabili scientifici dei 10 assegnisti, che avrò modo di citare uno per uno più avanti. Inoltre è presente la dottoressa Raffaella Medeot, capo ufficio di formazione per la ricerca. Sono poi presenti i referenti delle strutture che hanno ospitato gli assegnisti di ricerca e anche per questi la presentazione sarà più avanti. Quindi innanzitutto io volevo ringraziare tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a questo incontro e anche a tutti coloro che stanno seguendo l'evento in diretta o in differita. La struttura dell'evento di oggi ricalca esattamente quella dell'anno scorso, ovvero dopo i saluti istituzionali ogni assegnista avrà 5 minuti per presentare l'attività svolta. Al termine delle presentazioni di tutti gli assegni avremo una tavola rotonda moderata dalla dottoressa Segatti e dal sottoscritto. Possiamo quindi cominciare con i saluti istituzionali e quindi cedo la parola al professor Pinton, magnifico rettore dell'Università di Udine. Grazie Alessandro, il nostro delegato alla ricerca, e saluto naturalmente tutti i partecipanti e anche i rappresentanti non solo dell'istituzione regionale, l'assessore, la dottoressa Segatti, ma anche coloro che rappresentano le strutture che hanno ospitato e co-condotto il lavoro dei nostri assegnisti. Allora, io porto il saluto naturalmente dell'università, non si può dire il benvenuto come avremmo dovuto fare in uno dei nostri locali, ci stiamo provando da un paio d'anni già, mi pare l'anno scorso avessimo rinviato l'evento da marzo a luglio, se non ricordo male, e nella speranza che oggi siamo ancora qui, però devo anche dire, insomma, tutto sommato, almeno la volontà, la voglia e anche la tecnologia ci vengono in aiuto per continuare questo che a mio avviso, per quanto si ormai ripeta con cadenza periodica, non è solo una questione di abitudine, ma rappresenta qualcosa a cui si è voluto dare continuità. E naturalmente qui c'è il ringraziamento che va doveroso alla Regione per aver sostenuto e continuare a sostenere, perché stiamo andando avanti naturalmente con questo progetto, questo tipo di attività. Quello che è importante credo che sia non solo il fatto che si sostengono con convinzione progetti di ricerca in ambiti che magari a volte hanno difficoltà ad avere anche, non dico solo un riconoscimento, ma anche la possibilità di svolgere attività di ricerca fuori dal convenzionale, ma come è stato ricordato anche citando la partecipazione della dottoressa Medeot, un'attività di formazione alla ricerca. Allora, la particolarità di questi assegni è che sono destinati a persone con un'età ancora considerata giovane. Per noi questo è senz'altro molto importante. Oggi saranno presentate 10 questi risultati di queste ricerche
e considerando che personale comunque che si affaccia alla ricerca, ai primi passi nella ricerca, avranno di fianco e hanno avuto dei responsabili scientifici e dei tutor nelle istituzioni, quindi è chiaro che un plauso va alle nostre ricercatrici e ricercatori che hanno svolto questa attività, ma anche un sincero apprezzamento anche a coloro che li hanno seguiti in questo percorso. Mi piace anche ricordare che queste attività che spaziano, vedete, dalle politiche del lavoro fino al cinema, alle politiche finanziarie, hanno coinvolto 5 dipartimenti che, considerando che l'università ne ha 8, l'Università di Udine, insomma, è una bella come dire, immagine anche di coinvolgimento piuttosto generalizzato di questa iniziativa, che la rende ancora più di valore. Poi, diciamo, dal punto di vista di quello che deve essere anche una mission dell'università, obiettivo che condividiamo, devo dire, molto spesso e frequentemente con la Regione, è di favorire quella che è l'interazione fra gli enti deputati alla ricerca, l'università in primis in questo caso, e oltre alla formazione, con soggetti e enti territoriali. Quindi da questo punto di vista credo che abbia il motivo di continuità sta in tutti questi principi che noi abbracciamo con grande determinazione e partecipazione. 10 assegni non è, può sembrare anche relativamente poco, però in una realtà come la nostra è un contributo molto significativo, ci tengo a precisarlo. Quindi io naturalmente, come altre volte, devo dire, ascolterò anche le presentazioni per capire un po' meglio anche se e come sono state utilizzate questi finanziamenti e anche quanto è stato interattivo e forte il legame fra gli enti di ricerca, l'università e gli altri enti coinvolti. E questo anche perché poi quando poi si discute anche con l'assessore, la dottoressa Segati, se e come andare verso nuovi finanziamenti, ci si interroga sempre se quello che stiamo facendo ha un significato ed effettivamente un risultato, un effetto, o è solo una cosa che si fa perché riteniamo possa essere interessante fare. Quindi è molto importante anche organizzare e mantenere questo tipo di momenti, non dico di verifica, non è una verifica diciamo stretta, ma di confronto su ciò che è stato fatto. Mi fa piacere anche che ci sia ovviamente a conclusione una tavola rotonda in cui anche noi possiamo ascoltare il parere di altri. Quindi con questo spirito che mi piace anche ringraziare coloro che sono anche spesi per l'organizzazione di questo evento, anche se siamo ancora costretti a vederci tutti in dei quadratini del nostro computer. Quindi appuntamento poi all'anno prossimo naturalmente per vederci di persona, ma qui non lo dico più perché non vorrei essere smentito per la seconda volta. Quindi grazie a tutti, buon lavoro e a più tardi per le conclusioni. Grazie, magnifico rettore. Adesso passo la parola alla dottoressa Alessia Rosolin, assessore regionale all'istruzione, ricerca, università, lavoro, formazione e famiglia. Prego, assessore. Io vi ringrazio e mi scuso già perché io fino alle conclusioni non arriverò, ma fin dove riesco a stare ascolterò molto volentieri. E io inizio dai ringraziamenti, che però non sono di prassi, credo siano la dimostrazione di quella che è la rilevanza e il rilievo che tutti gli enti e le aziende che hanno accettato di ospitare questi giovani ricercatori hanno saputo avere, dimostrando la capacità di aprirsi, perché non è sempre l'università che si deve aprire all'esterno, ma ogni tanto è anche l'esterno che deve sapersi aprire all'università, e che hanno saputo dimostrare una capacità di spaziare e di integrare tutte le peculiarità della nostra regione. Leggevo i titoli di questi
di queste ricerche. Io ringrazio quindi innanzitutto gli enti e le aziende che hanno ospitato questi giovani ricercatori, ringrazio l'Università di Udine, ringrazio i responsabili scientifici che li hanno accompagnati in quello che immagino, perché non l'ho scritta io, ma sono convintamente propositiva nei confronti di questa norma. Immagino il legislatore regionale abbia pensato nel 2015, quando ha immaginato di sostenere le università in quello che è uno dei loro più grandi scopi, che è quello di andare ad analizzare anche tutte le discipline umanistiche delle scienze sociali man mano che la nostra società si modifica, ma portandosi dietro sprazzi e racconti e storie e patrimoni importanti che rappresentano il nostro territorio. Io dopo questo ringraziamento non posso ovviamente che dire che l'amministrazione regionale proseguirà su questa strada, perché è una strada che rafforza da un lato il nostro sistema scientifico regionale, ma dall'altro crea quella contiguità e quella trasmissione, quella raccolta di conoscenze che credo sia fondamentale e sia importantissimo per la società nella quale viviamo. Ringrazio perché ogni anno trovo degli aspetti molto legati alla società e al suo evolvere, e trovo contestualmente molti aspetti legati alla tutela e alla valorizzazione di quello che è il grande patrimonio culturale, documentale e architettonico che ci portiamo dietro. C'è uno tra i lavori che ovviamente ha attirato in particolare la mia attenzione, è che quello sul patrimonio edilizio e sul rispetto che davanti ad ogni scelta che viene attuata a qualsiasi livello bisogna avere, sia nei confronti del territorio nel quale viviamo, sia nei confronti delle persone a cui queste edificazioni sono destinate. Io vi ringrazio l'Università per il ruolo che non solo ha in maniera formale, ma che riesce ad avere in maniera sostanziale nella crescita dell'intera comunità. Grazie. Grazie a lei, Assessore, e quindi possiamo procedere, direi, con le presentazioni da parte degli assegnisti. Allora, la prima presentazione è della dottoressa Elisa Castellarin, che vedo già pronta. Elisa Castellarin ci presenta la sua ricerca dal titolo "Lo sviluppo della co-leadership nel top management teams". Il responsabile scientifico della ricerca è la professoressa Francesca Visintin del DIES e la struttura ospitante è Friuli Innovazione, con il tutor la dottoressa Elena Piccinato. Quindi lascio la parola alla dottoressa Castellarin, ricordandole che ha 5 minuti per la presentazione. Ok, allora intanto grazie per l'invito a questa iniziativa che ritengo molto importante. Penso che sia veramente un tema cruciale, quello dell'apertura dell'università verso la società e verso il territorio. E vorrei fare un ringraziamento particolare sentito alla referente scientifica, la professoressa Visintin, che mi ha accompagnato in questo progetto come una guida e un sostegno veramente prezioso. E vorrei anche introdurre brevemente l'ente ospitante, poi, che ha appunto contribuito in maniera determinante alla realizzazione del progetto, che è appunto Friuli Innovazione. Molti di voi sicuramente lo conoscono. Comunque Friuli Innovazione è un incubatore certificato, quindi una sorta di incubatrice, possiamo dire, per piccole aziende, quindi queste start-up innovative che sono nuove, quindi le aiuta nelle prime fasi di sviluppo, fornendo tutta una serie di servizi, fra cui sia spazi fisici, uffici, laboratori, sia una serie di servizi che li aiutano appunto nelle fasi iniziali, fra cui anche il trasferimento tecnologico, quindi proprio il trasferimento di conoscenze dall'università alle aziende. Vorrei ringraziare in particolare Elena Piccinato, che è stata appunto la tutora aziendale in questo progetto,
e ha veramente dato un contributo essenziale e diciamo, la partecipazione di Friuli Innovazione è stata una partecipazione attiva e concreta, in particolare nelle fasi di identificazione delle start-up da coinvolgere e nella fase poi di ricerca e intervento che abbiamo svolto durante la ricerca. Venendo a parlare di quella che è appunto la ricerca, quindi appunto la ricerca riguarda gli assetti di co-leadership nelle start-up, in particolare quindi cosa vuol dire assetti di co-leadership? Vuol dire che spesso le start-up non sono create da un solo individuo, da un solo leader, ma vengono create da più soci che appunto fondano la società e quindi si vengono a creare questi assetti di co-leadership, quindi più soci che devono gestire un rapporto di co-leadership, quindi formano un team di leader che diciamo è essenziale che funzioni in maniera efficace, perché la mancata efficacia nella gestione del team dei leader, quindi dell'assetto di co-leadership, è una delle cause principali del fallimento delle start-up e come sappiamo oltre il 90% delle start-up fallisce. Quindi molte delle start-up falliscono proprio perché diciamo, non c'è una gestione efficace a livello di team, di leader. Quindi la nostra ricerca ha voluto proprio indagare quali sono i problemi che emergono e qual è invece un modo efficace per gestire questi aspetti di co-leadership. Abbiamo fatto anche un piccolo accenno alle imprese familiari perché rappresentano una possibile evoluzione delle start-up. Quindi in questo caso abbiamo preso un esempio di best practice rappresentato dalla Tonelle SPA, che è appunto un'impresa familiare di successo. Per quanto riguarda le start-up abbiamo identificato 12 casi aziendali che abbiamo analizzato con l'approccio della ricerca e intervento. Quindi da un lato abbiamo voluto capire come viene gestito il team dei leader all'interno delle start-up, dall'altro c'è anche stato un intervento, quindi abbiamo anche aiutato le start-up a capire come potevano gestire meglio il team dei leader all'interno della start-up. Uno degli obiettivi della ricerca appunto in questa chiave di ricerca che vuole essere proprio concreta e pratica, vuole portare dei risultati che fossero veramente utili a chi ha fondato una startup o a chi comunque intende farlo. Volevamo realizzare un vademecum che fosse appunto delle linee guida, no? Semplice da usare, appunto rivolta agli imprenditori, che abbiamo realizzato. Quindi abbiamo realizzato un piccolo libretto che è in fase di pubblicazione, che appunto segue lo startup nelle varie fasi di sviluppo della startup. Quindi dalla nascita della startup allo sviluppo della startup alle fasi poi finali della startup, quando la startup si trova o a incontrare gli investitori o ad avere tutta una serie di possibilità di exit. Quindi per quanto riguarda la prima fase, la nascita della startup, abbiamo voluto capire qual è il modo migliore di gestire questa fase a livello di team, quindi come scegliere i soci, come scegliere i partner, come coinvolgere chi coinvolgere nella fondazione di questa impresa. Nella seconda fase invece abbiamo parlato proprio dei rapporti tra i partner, fra questi co-leader, quindi anche come tutta la gestione dei ruoli, ma anche dei processi decisionali e anche proprio la gestione del team, quindi temi quali il conflitto, la fiducia, la responsabilità condivisa da questi co-leader. E infine abbiamo affrontato il tema della crescita della startup, quindi il tema del team e il capitale, il rapporto del team con gli investitori e con la exit. Quindi questo è un po' la presentazione del lavoro che abbiamo fatto. Come vi dicevo, questo librettino in fase di pubblicazione, abbiamo contattato alcuni editori e proprio in questi giorni stiamo attendendo risposta, quindi sarà breve, ecco, qualcosa di proprio concreto a disposizione delle imprese del territorio. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie dottoressa Castellarin per la sua presentazione. Passiamo al secondo assegnista. Andiamo in ordine alfabetico e si tratta di Diego Cavallotti, quindi chiederei di terminare la condivisione dello schermo, per favore. Ho terminata, lo vedete ancora? Sì, lo vediamo ancora. Allora, un attimo che...
Adesso, forse voi vedete la mia. Esattamente, adesso abbiamo, ecco qua il dottor Cavallotti. Allora, il dottor Cavallotti ci presenta la sua ricerca intitolata Il patrimonio cinematografico amatoriale locale tra pratiche d'archivio, storia visuale e digital humanities. Il responsabile scientifico della sua ricerca è il professor Simone Venturini del DIUM. La struttura ospitante è l'Associazione Palazzo del Cinema Hiscia Film di Gorizia e la tutor è la dottoressa Chiara Canesin. Quindi prego, dottor Cavallotti, a lei la parola per 5 minuti. Buonasera a tutti, è un piacere essere stato invitato, anche se appunto purtroppo via telematica virtuale speriamo di poter presto rivederci di nuovo in presenza. Beh, innanzitutto prima di cominciare vorrei ringraziare il mio responsabile scientifico, il professor Simone Venturini, che ha dato sempre impulso insomma, alla ricerca in quest'ambito, guidandomi e come dire, seguendo tutto il mio percorso. E poi vorrei ringraziare anche Giuseppe Longo e Silvio Celli dell'Associazione Palazzo del Cinema, che vedo collegati, per averci fatto da sparring partner e per aver sempre sostenuto i nostri progetti. Innanzitutto vorrei cercare di riflettere con voi sull'argomento, sull'oggetto del mio segno di ricerca, che appunto è stato il patrimonio cinematografico locale. Da molti anni ormai la questione del patrimonio cinematografico locale è diventata centrale nella riflessione storico-cinematografica, e innanzitutto perché ci si è resi conto che la storia del cinema in realtà è formata da tante storie del cinema. Spesso queste storie del cinema non sono piccole storie del cinema e storie del cinema locali, come hanno individuato studiosi come Michel Lagny e Paolo Caneppele. Da una parte appunto questo patrimonio consente di illuminare parti della storia del cinema non frequentate, inusitate. Dall'altra però appunto stabilisce un rapporto di coappartenenza con la questione della storia locale, tant'è vero che il patrimonio cinematografico locale consente anche di riflettere sulla storia locale di determinate porzioni di territorio. Partendo da questo assunto, appunto, e avvalendoci della stretta sinergia con le eccellenze del territorio, in particolare del territorio friulano e goriziano, e sto parlando ovviamente dell'Associazione Palazzo del Cinema Iscia Film e insomma la Mediateca Provinciale Ugo Casiraghi di Gorizia, che dipende dall'Associazione Palazzo del Cinema. Abbiamo cercato appunto di approfondire lo studio di questo patrimonio cinematografico locale, prendendo avvio da innanzitutto le principali questioni archivistiche e cinetecarie, insomma, legate a questo patrimonio, e in questo senso abbiamo sviluppato nuovi protocolli di preservazione e archiviazione digitale per la suddetta tipologia insomma, di patrimonio culturale. Ovviamente centrale, oltre alla sinergia con l'Associazione Palazzo del Cinema, Iscia Film e la Mediateca Provinciale Ugo Casiraghi, è stato il ruolo svolto da un laboratorio del DIUM, ovvero il laboratorio La Camera Ottica Film and Video Restoration. Scusate, sono andato indietro. Ok, quindi dicevo, è stata centrale la sinergia con l'ente Scusi, ospitante. dottor Cavallotti, noi vediamo solo, mi pare, la prima slide. La prima slide. Adesso vedete? Ecco, adesso si è mosso un po', ecco, perfetto. Ok, scusate. È stata centrale la sinergia con l'ente ospitante, con il laboratorio, ma anche con il corso di laurea in scienze del patrimonio audiovisivo e dell'educazione media, per il quale io ho tenuto un modulo del corso di laboratorio di preservazione digitale del film, preservazione e archiviazione digitale del film e del video. E a partire da appunto questa triangolazione con l'ente ospitante
l'università, il laboratorio, il corso di laurea, abbiamo creato una vera e propria rete per la raccolta del patrimonio audiovisivo locale, che ha trovato poi appunto sponda fondamentale nel sistema delle mediateche regionali, perché appunto ricordo che la Regione Friuli, a partire dalla legge del 2006, è all'avanguardia per quanto riguarda la presenza delle mediateche sul territorio. Sono presenti 4 mediateche nelle 4 ex province, e a partire da quello appunto si è dato vita a un primo elemento, a un primo impulso di creazione appunto di una rete per la raccolta del patrimonio audiovisivo locale. Andando, non so se si vede la slide successiva, spero di sì. Comunque, per quanto riguarda in maniera più precisa... No, in realtà non la vediamo, la slide numero 3 ancora. Ecco, Okay. adesso. Sì, facciamo che tengo così la presentazione, Sì. per non avere problemi. In realtà dovremmo essere già alla slide 4. Più precisamente il mio assegno ha riguardato una questione di fondamentale importanza, ovvero il passaggio da analogico a digitale all'interno delle pratiche laboratoriali. Sono state sviluppate nuove metodologie di ricerca tra appunto la teoria dell'archivio e una nuova branca degli studi mediali che si chiama archeologia dei media. A partire da questo sono stati sviluppati 3 foci, uno più di natura storica, con la ricostruzione della scena, tra virgolette, cinematoriale goriziana, con particolare riferimento appunto ai diversi cineclub che hanno costituito il cuore dell'attività cinematoriale a Gorizia, e 2 foci teorici. La prima ha riguardato la questione della riflessione sulle unità di base della materia e le sue temporalità, in particolare il concetto di grana. Da una parte appunto la grana analogica che segue la temporalità della chimica, ovvero dei processi di sviluppo e di formazione dell'immagine su un supporto appunto fotochimico, che sono le vecchie pellicole a passo ridotto o in formato standard. In particolare per quanto riguarda l'orizzonte cinematoriale si parla di passo ridotto, quindi di film dal 16 mm in giù. È un confronto con le nuove temporalità della grana digitale, legata appunto alle microtemporalità dei computer e delle macchine. Quindi si tratta di materiali che sono ontologicamente diversi e che devono essere in qualche modo accoppiati in un processo di trasmigrazione dell'informazione da un orizzonte analogico a un orizzonte digitale. Infine, l'ultimo focus ha riguardato le interrelazioni tra film a passo ridotto e video analogico, con appunto una particolare attenzione dedicata a quei cinematori che hanno fatto il passaggio verso il video, e poi appunto la questione del video digitale quando si parla invece di pratiche archivistiche e laboratoriali, perché appunto all'interno del laboratorio della camera ottica uno dei punti fondamentali è stato sempre la cura del passaggio da formato analogico, quindi da pellicola, a file digitale dei film. Infine appunto questo orizzonte di ricerca è stato tradotto in diverse pubblicazioni, faccio riferimento qui alle principali, in particolare la mia monografia del 19 è intitolata Labili tracce per una teoria della pratica videoamatoriale, appunto pubblicata in corso di assegno, e appunto diverse pubblicazioni elaborate per riviste di fascia A internazionali come Nexus, che hanno avuto come oggetto proprio il primo focus, cioè il rapporto tra grana analogica e grana digitale. Io ho terminato e vi ringrazio. Bene, grazie dottor Cavallotti. Passiamo alla successiva assegnista. Si tratta di Erika Di Bortolomella, che ci presenterà la sua ricerca intitolata Culture della memoria, il patrimonio immateriale dell'archivio etnotesti, salvaguardia e divulgazione. Il responsabile scientifico è la professoressa Donatella Cozzi del DIL, la struttura ospitante è la Società Filologica Friulana di Udine e il tutor è la dottoressa Katia Bertoni. Lascio quindi la parola alla dottoressa Di Bortolomella, raccomando a lei e a tutti gli speaker successivi di rispettare i 5 minuti di tempo, per favore, perché al termine della presentazione abbiamo anche la tavola rotonda e dobbiamo stare nei tempi di 2 ore possibilmente. Grazie.
Buongiorno a tutti, provo a condividere lo schermo, vediamo se ci riusciamo. Eccolo, qui lo vedete? Lo vedete? Sì, lo vediamo, prego. Ok, il mio assegno di ricerca appunto verteva su culture della memoria, il patrimonio immateriale dell'archivio Etnotesti. L'archivio Etnotesti fa parte del CEIP, Centro Internazionale sul Plurilinguismo. Siamo all'interno del comunque Dipartimento DIL dell'Università. È un archivio fondato negli anni 90 dal professor Giampaolo Gri, illustre antropologo, nel quale sono raccolti una molteplicità di contenuti, dalle tradizioni popolari ai documenti narrativi, le storie di vita, raccolte in Friuli, in Veneto, ma non solo, anche in altre regioni italiane e all'estero, inchieste ergologiche, quindi non solo un sapere ma anche un saper fare, inchieste ovviamente linguistiche, documenti musicali e una piccola parte dedicata a conferenze, lezioni e seminari tenuti negli anni all'università e fuori. Il mio lavoro, per il quale ringrazio in primis la mia responsabile scientifica, la professoressa Cozzi, verteva sostanzialmente sul territorio. Ora ci siamo trovate davanti un problema, se vogliamo chiamarlo così, nel momento in cui l'assegno è iniziato, perché l'archivio, dopo appunto gli anni gloriosi della sua fondazione, ha conosciuto purtroppo un decennio circa di abbandono. Abbiamo dovuto quindi riprendere in mano tutto quanto il materiale e qui la collaborazione con la Società Filologica Friulana è stata fondamentale, in particolare con il placet della dottoressa Bertoni e del direttore, il professor Vicario. Sostanzialmente ci è stato consentito di lavorare per la maggior parte del tempo, quasi in esclusiva, all'interno dell'archivio, proprio perché la situazione era talmente grave dal punto di vista conservativo che ha richiesto di dedicare tutte le energie al recupero di quanto presente in archivio. Sul territorio comunque ci siamo mossi anche in collaborazione con il Museo della Vita Contadina di Chiese Cocel di Fagagna, in questa necessaria, insomma, questo necessario rapporto di collaborazione con le realtà site sul territorio stesso e con studiosi locali, spesso amatoriali, che sono stati contattati grazie alle biblioteche, quindi gli enti più vicini, se vogliamo così, agli studiosi locali e alla popolazione. Quindi ho provveduto a una reinventariazione del materiale audio e in piccola misura video dell'archivio Etnotesti, che come vedremo ha portato a volumi di materiale davvero notevoli, alla digitalizzazione del materiale audio che ho operato in autonomia, all'implementazione soprattutto del patrimonio audio, video e bibliografico dell'archivio stesso. Un patrimonio di tutto rispetto. Sono state inventariate 1153 unità audio, per la maggior parte nastri, in misura minore file digitali o CD, per un totale al termine dell'assegno, quindi ormai un anno fa, di 741 ore di audio digitalizzato, delle quali 227 ore di audio reperito ex novo da studiosi sul territorio. Ora puntualizzo che grazie ad un assegno del DIL è stato possibile continuare, sta tuttora continuando, il lavoro, non più di inventariazione ovviamente, di digitalizzazione che è terminato, ma il lavoro di reperimento e ulteriore implementazione del tutto. Altri risultati che sono stati raggiunti in questo fruttuoso anno: la realizzazione della mostra Ugo Pellis, Lingue e Foto per i 25 anni di Chiese Cocel a Fagagna, con relativi video che sono stati installati e fanno parte ormai delle installazioni stabili del museo stesso. Mostra appunto in concomitanza con i 25 anni di questa preziosissima realtà locale e anche, diciamo, in quasi concomitanza con i 100 anni della Filologica, di cui Ugo Pellis, illustre linguista friulano, fu tra l'altro presidente.
È stata poi iniziata, ed è tuttora in corso, la catalogazione in scheda BDI, cioè beni demo-etno-antropologici immateriali, del materiale audio raccolto, e questo in collaborazione con ERPAC, l'ente regionale del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Quindi una catalogazione che permette anche ad un pubblico il più ampio possibile di beneficiare di quanto raccolto e catalogato nell'archivio etnotesti. Dal punto di vista della ricerca propriamente detta, quindi a livello, se vogliamo, teorico, mi sono cimentata nello studio di soluzioni per la tutela dei dati personali nella fruizione della ricerca etnografica. Un problema di non poco conto nel momento in cui ci si trova ad operare con materiale audio, in misura minore nel nostro caso video, di testimonianze risalenti a qualche anno fa, in cui appunto non c'erano le odierne questioni relative a privacy, tutela dei dati personali, e che quindi suggeriscono la ricerca di nuove strade per la piena fruibilità del materiale stesso. E un altro risultato importante è stata la creazione del sito, invito tutti a visitarlo, archivioetnotesti.uniud.it, che presenta una raccolta dei fondi contenuti in archivio e la possibilità di ascoltare delle piccolissime clip audio, delle chicche di audio che risalgono al nostro recente passato e che dischiudono ovviamente una porta sull'interpretazione della nostra storia recente. Con questo chiudo, ringrazio ancora tutti e buon proseguimento. Bene, grazie dottoressa Di Bortolomel. Passiamo all'assegnista successivo. Si tratta del dottor Simone Dotto, il quale ci presenterà la sua ricerca intitolata La critica cinematografica italiana tra fascismo e repubblica, l'archivio privato di Ugo Casiraghi. Il responsabile scientifico della sua ricerca è il professor Andrea Mariani del DIUM. La struttura ospitante, come nel caso del dottor Cavallotti che abbiamo sentito prima, è l'associazione Palazzo del Cinema Hiscia Filma, Mediateca Provinciale di Gorizia, e il tutor la dottoressa Chiara Canesin. Quindi prego, dottor Dotto, anche per lei 5 minuti. Intanto ringrazio il dottor Andrea Mariani, che è stato supervisore della ricerca e che mi ha, diciamo, guidato attraverso lo studio delle carte private della critica cinematografica, in particolare di Ugo Casiraghi, e ovviamente Giuseppe Longo e Silvio Celli, anche nel mio caso responsabili del soggetto ospitante, ovvero l'Associazione Palazzo del Cinema, e più in generale i locali della Mediateca, per i quali ringrazio anche Chiara Canesin, che ha fatto da tutor. I locali, la Mediateca e l'Associazione Palazzo di Cinema sono stati fondamentali per accedere a un patrimonio che corrisponde con il fondo Casiraghi Verzegnassi, che così si chiama perché è stato donato dalla figlia della compagna di Ugo Casiraghi, Licia Trevisan. La figlia si chiama Margherita Verzegnassi, alla Mediateca stessa, che da Casiraghi prende il nome. È un fondo che ha degli estremi che vanno addirittura dal 1939 al 2003, quindi sostanzialmente copre un arco quasi secolare e che si compone di diversissimi materiali. Una parte di questi materiali relativi alle corrispondenze, agli scritti autografi di Casiraghi è preservata presso la Biblioteca Statale Esontina di Gorizia, che è un'altra istituzione locale che ho coinvolto, soprattutto in un tempo in cui l'accesso era difficile per le note questioni pandemiche, nelle persone di Antonella Gallarotti, di Marina Stecar e del direttore Marco Menato, che ringrazio, e che mi ha
che ha concesso a me e al mio supervisore di diciamo, avere una ricognizione di alcuni di questi materiali, in particolare i materiali relativi alla corrispondenza, che ci interessavano per alcuni aspetti. La corrispondenza tenuta da Casiraghi negli anni dal 40 al 43 ci interessava per essere documento di un momento e uno spazio di transizione, potremmo dire, transizione personale e professionale, perché si tratta degli anni che lo portano ad esordire nella critica cinematografica, tra privato e pubblico, perché si tratta insomma di una documentazione che riesce a mettere insieme il vissuto personale di Ugo Casiraghi e allo stesso tempo la formazione della sua figura pubblica e della sua figura professionale, ma anche il modo in cui vive il conflitto, essendo lui diciamo, spedito al fronte albanese negli anni della seconda guerra mondiale, una transizione generazionale che riguarda un'intera elite intellettuale di giovani che in questo momento si danno al cinema o si danno alle arti in generale, che stanno all'interno dei gruppi universitari fascisti, e poi una transizione ideologico-politica. Casiraghi sarà noto come il critico dell'unità, e in questo momento avevamo la possibilità, andando a sfogliare le sue carte degli anni 40, le possibilità di vedere la sua gioventù di militanza nei gruppi fascisti per forza di cose. Abbiamo quindi ristretto, come vi dicevo, alla corrispondenza tra il 39 e il 45 grosso modo, quindi quella che coincide con il suo periodo militare. Abbiamo mappato un epistolario, un letterario, una corrispondenza con Glauco Viazzi, un altro critico cinematografico di origine armena, il cui vero nome è Yusika Krafian, che è stato, diciamo, forse il corpus più interessante, ma anche quello più ampio che abbiamo incontrato nella nostra ricerca. Abbiamo operato una selezione di circa 100 lettere da questo epistolario con Glauco Viazzi nello specifico, e le abbiamo trascritte, il che ci è costato diverse diottrie. Abbiamo cercato di redare un apparato bibliografico e anche un apparato di conoscenza attraverso diversi contatti con storici che se ne erano occupati e con gli eredi stessi. Tra questi storici c'è anche ovviamente Silvio Celli, che conosce della Mediateca, che conosce molto bene la materia. Gli esiti conoscitivi, sarò breve perché sto finendo il tempo a mia disposizione, sono una ricostruzione della bibliografia giovanile di Casiraghi, una ricostruzione dei rapporti diretti con il resto della critica cinematografica del tempo, una ricostruzione di testi che circolavano tra i giovani critici, quindi dei testi che facevano da cardine alla loro formazione intellettuale, anche al di fuori di quelli consentiti dal canone del regime fascista, e il modo in cui riuscivano a mettere le mani a vedere dei film che uscivano anche un po' da ciò che circolava in generale nelle sale durante il periodo fascista, compresi alcuni titoli che non ci saremmo aspettati di vedere proprio per via del periodo, e poi il ritrovamento delle bozze proprio in questo scambio epistolare di un saggio rimasto inedito, quello intitolato 12 testi. Il tutto avrà come risultato finale, oltre a delle presentazioni in sede convegnistica che sono già avvenute lo scorso dicembre e che hanno visto impegnato sia me che il mio supervisore in coppia, anche la pubblicazione di un volume che cureremo insieme con La Nave di Teseo, l'editore di Milano, proprio relativo al letterario Casiraghi Viazzi, intitolato Il cervello di Carnè, che speriamo di riuscire a presentare e a pubblicare entro luglio. E in questo ancora va rinnovato il nostro ringraziamento all'associazione del Palazzo del Cinema, che ci ha sostenuto anche in quest'ulteriore parte di diciamo, disseminazione della ricerca. E poi stavamo pensando a una rassegna cinematografica sui film visti da Casiraghi e dalla sua generazione, che dovrebbe debuttare e per poi circolare al Festival del Premio Sergio Amidei. Quindi ancora una volta grazie alla collaborazione con l'associazione Palazzo del Cinema. Questo è quanto riuscivo a dirvi in questo periodo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a lei, dottor Dotto. Passiamo alla successiva presentazione della dottoressa Floriana Giuseppina Maria Ferro, il cui titolo è L'insegnamento filosofico nelle scuole superiori di Udine e le relazioni con gli altri.
un'indagine fenomenologica. Il responsabile scientifico di questa ricerca è il professor Brunello Lotti del DIL. La struttura ospitante è la Società Filosofica Italiana, sezione Friuli Venezia Giulia Udine, e il tutor è la dottoressa Beatrice Bonato. Quindi prego, dottoressa Ferro, anche per lei 5 minuti. Buonasera a tutti, ora vedo se riesco a condividere la mia presentazione. Riuscite a vederla? Si vede? Sì. Perfetto, benissimo. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia per aver reso possibile appunto la realizzazione di questo progetto, il mio responsabile scientifico che è il professor Brunello Lotti e l'ente che ha ospitato la ricerca, ovvero la sezione Friuli Venezia Giulia della Società Filosofica Italiana, la cui presidente appunto è la professoressa Beatrice Bonato, che è anche la tutor che mi ha seguito durante la ricerca e ha reso possibile i contatti con le scuole superiori di Udine, ovvero con i 5 licei che adesso illustrerò, in cui la ricerca si è svolta. Si tratta infatti di una ricerca filosofica, però non puramente teorica, bensì applicata, quindi è una ricerca di fenomenologia applicata, che si è svolta attraverso appunto lo svolgimento di interviste a 310 studenti e a 20 docenti appartenenti alle scuole che vedete qui nelle slide, quindi ai licei scientifici Niccolò Copernico e Giovanni Marinelli, al liceo classico Jacopo Stellini, al liceo statale Caterina Percoto con tutti i suoi numerosi indirizzi e al liceo statale Lodovico Uccellis. Gli indirizzi coinvolti in questo progetto sono stati gli indirizzi scientifici sia tradizionali che delle scienze applicate. A livello di indirizzi umanistici abbiamo l'indirizzo classico tradizionale e classico europeo, poi abbiamo il liceo delle scienze umane e il liceo linguistico. Per quanto riguarda gli indirizzi artistici abbiamo avuto la possibilità di intervistare anche studenti del liceo musicale e del liceo coreutico. Purtroppo manca, ahimè, il liceo artistico perché l'istituto Sego non ha appunto voluto aderire al progetto. Innanzitutto, qual era l'obiettivo di questa ricerca fenomenologica? Era quello di individuare attraverso queste interviste quale fosse l'impatto dell'insegnamento della filosofia sull'esistenza degli alunni, quindi se fosse riuscita in qualche modo a cambiare la loro visione del mondo, a renderli più consapevoli di quest'ultima, e sia soprattutto, questo era proprio il punto centrale, se abbia in qualche modo avuto un impatto sulle loro relazioni interpersonali. Poi si è cercato di comprendere quanto influisse il lavoro dei docenti in tal senso, quindi quanto avesse peso l'intenzionalità appunto dei docenti e quanto quella degli studenti, evidenziare sia gli aspetti positivi che quelli critici appunto dell'insegnamento filosofico, come si svolge nelle scuole italiane e in particolare in quelle di Udine, e poi a contribuire a migliorare appunto la qualità della didattica sulla base dei risultati della ricerca. Chiaramente, perché questo sia possibile bisogna pubblicare i risultati ottenuti. Che cosa si è? Allora, i risultati in realtà sono tantissimi, anche a livello di dati ne ho raccolti parecchi. In sintesi, che cosa si è riuscita a rilevare, ecco, attraverso questa ricerca? Innanzitutto che l'insegnamento filosofico influisce, possiamo dire, sulla visione che gli alunni hanno dell'esistenza, quindi sulla loro visione del mondo. Circa 3 alunni su 4 hanno appunto hanno riscontrato questo impatto, quindi questo è stato dichiarato esplicitamente dai ragazzi nella loro intervista. E sembrerebbe strano, diciamo, dirlo, ha influito anche a livello relazionale. Quindi, anzi, più della metà degli studenti ha detto che in qualche modo la filosofia ha riconfigurato il loro modo di vedere le relazioni con gli altri. Tuttavia, appunto, c'è da evidenziare che, mentre nel caso della visione del mondo non c'è solo un numero maggiore di studenti che hanno evidenziato questo impatto, ma c'è anche più facilità a rispondere alla domanda, nel caso invece delle relazioni, ogni tanto gli studenti hanno dovuto riflettere di più, insomma è stato meno immediato, possiamo dire. E allora a questo punto si ritiene che si debbano ripensare anche certi aspetti della didattica, della filosofia nelle scuole.
Nelle interviste si è anche chiesto agli studenti se poteste cambiare l'insegnamento della filosofia, come lo vorreste. Ecco, loro hanno dato tantissime risposte. Tra le più frequenti c'erano sicuramente la richiesta di un maggiore dialogo in classe, quindi di poter comprendere meglio la filosofia anche attraverso la relazione stessa, ecco, possiamo dire così, al dialogo sia con i coetanei che con i docenti. Poi maggiori collegamenti tra l'insegnamento della filosofia, cioè tra la materia filosofica, scusate, tra i concetti filosofici e la vita di ogni giorno, quindi la vita quotidiana attraverso esempi e altro, l'uso di tecnologie digitali, ricorso a film, video, eccetera, che però in questo periodo direi che insomma è stato piuttosto frequente a causa della reazione pandemica, anche il ricorso a esperti esterni per avere delle prospettive diverse sulle stesse tematiche rispetto a quella degli insegnanti. Si è riscontrato che il lavoro dei docenti ha un'influenza rilevante, infatti spesso i studenti parlano dei loro docenti malgrado non sia stato loro chiesto esplicitamente. Tuttavia c'è anche una parte che riguarda la loro, possiamo dire, motivazione, la loro predisposizione, la loro affinità, possiamo dire, con la disciplina, col docente, eccetera. Quindi possiamo dire che il processo di apprendimento non è soltanto passivo ma è anche attivo. E quindi se si vuole lavorare di più sull'aspetto relazionale, non bisogna appunto far sì che, tra virgolette, ricada tutto solo sui docenti, ma anche bisogna far leva sulla motivazione appunto degli studenti stessi. Alla fine, appunto, per quanto riguarda i risultati della ricerca, appunto, sono state trascritte queste 330 interviste, quindi sono adesso completamente per iscritto, sono anonime anche, questo è importantissimo, e tra l'altro si è già realizzato un elaborato di circa 200 pagine in cui sono stati esposti appunto i risultati della ricerca e che si dovrà appunto cercare di pubblicare. Qui c'è anche un indice, diciamo l'indice generale, perché in realtà poi ci sono vari paragrafi e sottoparagrafi, quindi è molto più lungo e impossibile da sintetizzare nelle slide. Bene, ringrazio tutti e buon proseguimento per l'incontro. Grazie dottoressa Ferro. Passiamo alla presentazione successiva, che è della dottoressa Carmela Garofalo. Il titolo è Politica, tutela del lavoro e patrimonio culturale regionale, strumenti e metodi di Law and Economics contro la frammentazione lavorativa e previdenziale dei giovani. Il responsabile scientifico del lavoro è la professoressa Marina Brollo del DISG. La struttura ospitante è l'ERPAC e l'ente regionale del patrimonio culturale di Gorizia e la tutor è la dottoressa Chiara Vianello. Quindi chiedo alla dottoressa Garofalo, che vedo, di presentare il suo lavoro, anche per lei 5 minuti. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi associo ai ringraziamenti dei miei colleghi, ho già rubato troppo tempo per questo disguido, quindi ringrazio la mia responsabile scientifica che è la professoressa Brollo e l'ente che mi ha ospitato, l'ERPAC, in particolare la direttrice, la dottoressa Del Bianco, il mio tutor, la dottoressa Vianello. Passo ad illustrare brevemente la mia ricerca, che si è posta l'obiettivo di individuare gli strumenti contrattuali più idonei a garantire una continuità occupazionale, quindi retributiva e contributiva, di chi lavora nell'ambito del settore culturale, con particolare riferimento ai giovani. Nel settore culturale, infatti, opera il mio soggetto ospitante, l'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che è stato istituito con la legge regionale 2 del 2016. Le premesse da cui sono partita sono due. La prima è che l'occupazione culturale è un asset strategico, riconosciuto anche a livello sovranazionale per la creazione di nuova occupazione. La seconda è che non sempre la flessibilità contrattuale significa precarietà, soprattutto in quei settori come quello culturale, in cui l'occupazione è connotata ontologicamente da una discontinuità connaturale sia alla temporaneità dei progetti sia alla limitatezza delle risorse finanziarie destinate al settore. A questo bisogna ovviamente aggiungere l'incidenza normativa della normativa vincolistica nel settore pubblico, dove opera appunto l'ERPAC, in tema di assunzione del personale a tempo indeterminato, il cosiddetto blocco delle assunzioni, dove si registra una forte presenza di contratti flessibili.
Ora, partendo da questa, premesse, da queste premesse, la ricerca si è articolata in 4 parti. La prima parte si è posta l'obiettivo di ricomporre, di scandagliare la composizione del personale dell'ERPAC, suddividendola per età, genere, tipologia contrattuale e regime orario. La seconda ha riguardato in particolare il ruolo ad esaurimento creato all'indomani della costituzione dell'ERPAC per accogliere il personale di diritto privato ereditato dalla vecchia azienda speciale Villa Manin, a cui ancora oggi si applica il contratto collettivo Federculture di diritto privato, ma il cuore della ricerca è invece affidato alla terza e quarta parte, nella quale sono stati vagliati tutti i contratti di lavoro flessibili utilizzabili dalla pubblica amministrazione, quindi dall'ERPAC, per far fronte ai propri fabbisogni di personale, nonché ci si è concentrati anche sulla parte relativa al contratto di appalto pubblico, proprio perché nell'ambito del codice degli appalti pubblici, il decreto legislativo 50 del 2016, sono stati rintracciati gli strumenti che possono porsi a garanzia della continuità retributiva e contributiva del personale impiegato. Ebbene, dall'analisi di tutti i contratti che è stata fatta sotto la lente sia della normativa nazionale ma anche della normativa regionale del Friuli Venezia Giulia, si è giunti alla conclusione che indubbiamente il contratto a tempo determinato e il contratto di somministrazione a tempo determinato, che è l'unico utilizzabile dalla pubblica amministrazione, può, rispetto alle altre tipologie contrattuali, garantire nell'ambito pubblico quella che potrebbe considerarsi una garanzia occupazionale, retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati. Garanzia occupazionale che viaggia attraverso le procedure di stabilizzazione nell'ambito dei contratti a tempo determinato e della valorizzazione dell'esperienza maturata in vista delle nuove assunzioni nell'ambito del contratto di somministrazione. Garanzia retributiva che invece viaggia sulle 2 gambe del principio di parità di trattamento e del principio di non discriminazione. Ma ancora più nello specifico, ovviamente all'esito di questa analisi, si è ritenuto che sia il contratto di somministrazione quello che può garantire ai lavoratori impiegati e quindi, seppur più costoso per la pubblica amministrazione, presenta più benefici rispetto al contratto a tempo determinato. Perché? Perché dal lato dei lavoratori il contratto di somministrazione assicura una serie di benefici in termini di protezione, sia durante la missione, formazione, previdenza complementare, sanità integrativa, sia dopo con lo strumento del sostegno al reddito, soprattutto grazie allo strumento della bilateralità. Invece per l'utilizzatore i vantaggi sono molto più ampi, perché c'è un risparmio di costi nella selezione del personale e nel reperimento di personale già formato, la possibilità di avere ovviamente lavoratori formati ai quali erogare formazione attraverso la bilateralità, e sempre grazie ai fondi bilaterali si possono avere lavoratori più protetti rispetto ai lavoratori con co-co-co oppure a tempo determinato. Inoltre per la pubblica amministrazione, che non vogliono ovviamente avere problemi riguardanti la stabilizzazione, la somministrazione costituisce sicuramente un importante filtro prima dell'assunzione diretta. Infine, poiché la spesa per la stipula dei contratti di somministrazione rientra tra quelli di servizi e non in quella del personale, i relativi costi non incidono sui tetti posti per il ricorso ai contratti a tempo determinato e alle co-co-co, così come non incidono in maniera significativa sui parametri stabiliti dal patto di stabilità, sicché si può ritenere che il contratto di somministrazione, ove utilizzato secondo le buone pratiche e quindi legittimamente, coniughi le esigenze fisiologiche di flessibilità della pubblica amministrazione con una garanzia di qualità per i lavoratori impiegati. Nella quarta parte invece abbiamo analizzato il contratto, come detto, di appalto pubblico disciplinato dal nuovo codice degli appalti pubblici, e in particolare sono stati rintracciati gli strumenti che
possono appunto garantire una garanzia retributiva e contributiva per i lavoratori. Quindi si è sicuramente valutato lo strumento della clausola sociale sia di equo trattamento che di riassorbimento, che unitamente al possesso del DURC da parte dell'appaltatore, quindi la garanzia contributiva, e alla tutela del credito che consente l'esperimento dell'azione diretta dei lavoratori fino a concorrenza del debito della stazione appaltante verso l'appaltatore, consegna anche questo uno strumento contrattuale che ove utilizzato secondo le buone pratiche alla pari della somministrazione tutela la posizione contributiva e retributiva dei lavoratori impiegati. Concludo dicendo che all'esito di questa analisi, che ovviamente è stata abbastanza più articolata rispetto alla sintesi appena fatta, si può concludere che per la realizzazione di un mercato di qualità, in particolare abbiamo analizzato il settore culturale, che quindi garantisca una continuità occupazionale, retributiva e contributiva, è necessario in primis definire una strategia per soddisfare le esigenze di personale, quindi individuare i fabbisogni di personale, e poi programmare le modalità di soddisfacimento di queste esigenze così identificate, da un lato attraverso l'utilizzo della contrattualistica di lavoro, ma anche attraverso le esternalizzazioni, sia internalizzate, intese come somministrazione di lavoro, sia esternalizzate attraverso lo strumento del contratto d'appalto pubblico, seguendo le regole fissate dal Codice degli Appalti. Grazie. Grazie dottoressa Garofalo. Passiamo alla presentazione successiva di Lawrence Jones. Il titolo della presentazione è L'accesso al credito delle piccole e medie imprese in Friuli Venezia Giulia. Il responsabile scientifico della ricerca... Buongiorno a tutti, non so se mi sentite. La sentiamo, però non la vediamo. Ecco, lei ci sente? Ok, sto cercando di caricare adesso le slide, non so però se si vedono. Sto provando... Sì. Mi lasci terminare intanto la presentazione. Il responsabile scientifico della ricerca è il professor Enrico Fioravante Geretto del DIES, la struttura ospitante è la BCC Pordenonese, aderente ai CREA di Azzano X Pordenone, e il tutor aziendale è il dottor Gianfranco Pilosio. Quindi passiamo al dottor Jones. Perfetto, di nuovo buongiorno a tutti. L'assegno di ricerca da me svolto si intitola per l'appunto l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in Friuli Venezia Giulia ed è stato un progetto di ricerca svolto con la collaborazione del professor Enrico Geretto, che ringrazio per il continuo supporto fino al termine del progetto, e l'ente ospitante è per l'appunto BCC Pordenonese, e colgo l'occasione quindi per ringraziare anche il direttore generale Gianfranco Pilosio per le preziose delucidazioni che mi ha fornito fino al termine del progetto. Passando in merito agli obiettivi del lavoro, la ricerca si posta allo scopo di individuare le modifiche all'interno delle banche di credito cooperativo oggetto dello studio, per ciò che concerne le politiche di erogazione dei finanziamenti in un periodo temporale ben definito che va dal 2014 al 2018. Questo intervallo di tempo è molto importante in quanto al suo interno si colloca anche la recente riforma regolamentare che è interessato per l'appunto il credito cooperativo, che prevede esplicitamente l'adesione da parte di tutte le BCC presenti nel territorio nazionale a uno dei gruppi bancari cooperativi esistenti, e nel caso delle BCC aderenti a questo progetto il gruppo bancario cooperativo in questione è il gruppo ICREA. Venendo all'analisi puntuale dei contenuti, il progetto si è diviso in 4 sezioni. Nella prima parte è stata svolta un'analisi di bilancio dei 4 enti bancari coinvolti nel progetto, sempre dal 2014 al 2018, per ciò che concerne specifici indicatori volti a misurare la redditività, la qualità del credito, l'efficienza del personale e infine la solidità patrimoniale. La seconda e la terza parte vertono invece all'analisi puntuale dei cosiddetti regolamenti del processo del credito,
Più in particolare la seconda parte è stata dedicata allo studio dei regolamenti del processo del credito storici, vale a dire precedenti l'adesione di queste banche al gruppo ICREA, mentre la terza parte è stata dedicata esclusivamente allo studio delle nuove politiche che riguardano il macro processo del credito che quindi valgono a seguito dell'adesione delle banche al gruppo ICREA. Infine l'ultima parte è stata dedicata ad analizzare i possibili impatti, quindi anche i benefici che l'adesione al gruppo ICREA ha potuto portare sia per quanto riguarda le BCC, sia a livello più generale per ciò che riguarda le imprese clienti, e pensiamo in particolare alle piccole e medie imprese, sia a livello più generale per l'intera economia della regione. Come accennato precedentemente, gli enti coinvolti in questo progetto sono stati 4. Abbiamo lo stesso ente ospitante, BCC Pordenonese, che ricordiamo a seguito della fusione con BCC Monsile ha assunto la nuova denominazione BCC Pordenonese Monsile. Hanno altresì partecipato altri 3 enti che sono nello specifico Credi Friuli, la Banca di Udine e BCC di Stranzano e Villesse. In merito ai risultati raggiunti dal progetto, l'analisi di bilancio ha permesso di individuare degli effettivi miglioramenti degli indicatori analizzati che riguardano per l'appunto la performance delle banche e la qualità del portafoglio crediti, miglioramenti che sono stati riscontrati in particolare nel biennio 2017-2018, quindi la fase finale analizzata appunto in questo progetto. Per ciò che riguarda infine l'analisi delle politiche che riguardano il processo del credito, qui sarò breve in quanto sono stati raggiunti diversi risultati. I principali sono qui esposti e pensiamo in particolare a un notevole beneficio a livello proprio generale che riguarda l'intero processo del credito, in particolare per specifiche fasi, quali la fase di monitoraggio, grazie alla previsione di nuovi indicatori di allerta precoce che favoriscono un ulteriore miglioramento della qualità del portafoglio crediti, ma anche un deciso alleggerimento del processo stesso, grazie al trasferimento di specifiche competenze e responsabilità alla società capogruppo e quindi Crea Banca. Infine, fra i benefici riscontrati a livello della regione e delle imprese clienti, abbiamo riscontrato la possibilità per le imprese clienti, quindi anche per le PMI, di accedere a nuovi beni e servizi bancari di elevata qualità mediante il supporto di strutture specializzate presenti nel gruppo. Prima di concludere vorrei dire che anche questo progetto è in fase di pubblicazione, in particolare con il professor Geretto stiamo pensando di mettere un'estensione a questo progetto volta a identificare le procedure con le quali le banche operano in caso di clientela affidata che mostrano sintomi di crisi, con particolare riguardo a specifici parametri interni a ogni banca, quali modello di business e parametri organizzativi che sono differenti da banca a banca. Io con questo vi ringrazio e vi passo di nuovo la parola. Grazie. Molte grazie, dottor Jones, per la sua presentazione. Passiamo alla presentazione successiva della dottoressa Martina Lorenzoni. Quindi chiederei intanto al dottor Jones di togliere la condivisione dello schermo, per favore. Ecco, adesso vedo la dottoressa Lorenzoni che forse è pronta. Sì, nel frattempo io cito il titolo della presentazione: Atlante artistico-botanico della flora e del paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Il responsabile scientifico è il professor Alessandro Del Puppo del DIUM. La struttura ospitante è il Comune di Udine Civici Musei, Casa Cavazzini, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, e la tutor è la dottoressa Vania Gran-Simud.
Prego, dottoressa Non Lorenzo. vedete ancora la mia La presentazione? la presentazione la bene. vediamo, quindi può... Non la vedo io purtroppo, non so perché, ma adesso me la apro così. Ecco. Buonasera a tutti, è un grande piacere per me presentarvi il mio lavoro, che è un bel esempio di ricerca interdisciplinare in realtà fra l'ambito umanistico e l'ambito più genericamente scientifico. La pittura di paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella comprensione storica di un territorio e diventa un documento vero e proprio per lo studio degli assetti paesaggistici con le loro specie botaniche autoctone e alloctone. L'Atlante artistico-botanico della flora e del paesaggio del Friuli Venezia Giulia nasce proprio con lo scopo di individuare all'interno di raccolte pubbliche e private della nostra regione opere d'arte che rappresentino luoghi naturali del nostro territorio, ma anche ambienti antropizzati, diciamo così, quindi tipiche coltivazioni tipici anche metodi di coltivazione e strutture vegetazionali costruite dall'uomo. La ricerca prende in realtà avvio nel 2018 con la creazione di un gruppo di lavoro di cui sono entrata a far parte l'anno successivo, coordinato dal professor Alessandro Del Pupo, che desidero ringraziare vivamente, con altri 2 docenti del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, la professoressa Borean e il professor Maurizio D'Arcano Grattoni, e con la collaborazione di un ricercatore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, il dottor Valentino Casolo. Desidero veramente ringraziarlo sentitamente perché il dottor Casolo non solo si è occupato della formazione, della preparazione dei componenti del gruppo di ricerca in ambito geobotanico, ma anche proprio dedicato il suo tempo per assistermi nello studio, nella lettura paesaggistico-botanica di ogni singola opera che ho preso in considerazione. Le opere dal 2018, le opere censite sono quasi 250, sono opere di diverse epoche e che si trovano in circa una ventina di collezioni. Queste sono quelle che ho analizzato e devo dire che in una fase di ricognizione iniziale uno degli strumenti più importanti è stato proprio anche il sistema di catalogazione della regione Friuli Venezia Giulia, dell'ERPAC. So che c'è la dottoressa Del Bianco, quindi ringrazio anche lei per aver fornito gli strumenti anche per una fase iniziale dei lavori. Sede prima delle ricerche sono stati i Civici Musei di Udine, qui rappresentati dalla dottoressa Vania Granzinic, che desidero sentitamente ringraziare anche perché è stata per 2 volte tutor di un mio assegno di ricerca. E si è partiti con le collezioni di arte moderna e contemporanea di Casa Cavazzini, cui sono stati dedicati degli studi approfonditi, nonché alle collezioni di disegni e stampe del Castello Udinese. Tra le collezioni private desidero solo ricordare la ricca raccolta della Fondazione Friuli, che è conservata nel Palazzo del Monte de Pietà e il Palazzo d'Oro Contarini, e quella di Virgilio Tramontina a San Vito al Tagliamento, per lo studio della quale sono stata seguita con grande cura, devo dire, collaborazione da parte dei figli dell'artista stesso. La mia ricerca si è concentrata principalmente su opere otto-novecentesche in cui fosse riconoscibile con precisione, se non proprio il luogo esatto, se non altro l'ambito paesaggistico, ovviamente del Friuli Venezia Giulia, e in cui fosse possibile identificare alcune, se non tutte, le specie botaniche rappresentate. All'interno di queste 250 opere che vi dicevo, che sono state appunto censite, ho fatto un approfondimento su un numero appunto di opere, 153, cui è stata dedicata una specifica scheda che presentava sia
una descrizione storico-artistica, sia una descrizione più propriamente botanica. Le opere, come si diceva, si rivelano in molti casi delle preziose testimonianze anche di paesaggi non più visibili, se non altro in tutti i loro aspetti, che sono in parte o totalmente mutati nel corso del tempo, come si può vedere in questi due disegni, una stampa del lago di Cavazzo, la cui situazione vegetazionale ma anche paesaggistica appunto ad oggi è completamente diversa. Oppure un altro esempio può essere costituito dai disegni rappresentanti il sistema dunale di Lignano, oggi non più esistente. Ho scelto di soffermarmi un secondo su questo disegno per farvi vedere anche come abbiamo lavorato, insomma, quali sono i risultati e cosa si può dire analizzando un'opera come questa, perché al di là di, oltre insomma al riconoscimento del paesaggio specifico, del luogo specifico in cui ci troviamo, è possibile anche, grazie alla precisione calligrafica nella resa dei dettagli, identificare e proprio riconoscere le specie botaniche come questi pini neri, piuttosto che affiancati da questi olmi o pioppi cresciuti in modo ostentato per le particolari condizioni ambientali, o queste 3 piantine di Enagra comune. L'opera invece che vedete qui è una incisione di Virgilio Tramontin eseguita nei pressi di Villotta di Chionse, località Torrate, analizzando quest'opera non solo è stato possibile riconoscere specie botaniche, ma anche riconoscere una preziosa testimonianza di qualcosa che non c'è più, ossia del querco carpineto planiziale che si trovava in questa zona, che era uno dei relitti del bosco a querce carpini che si estendeva per tutta la pianura padana. Un altro aspetto che può essere rintracciato dall'analisi di queste opere è anche la rappresentazione di ambienti rarissimi, come questa zona umida nell'altipiano del Carso, utilizzata come abbeveratoio per animali, che adesso è talmente rara che è soggetta a tutela, e anche qui si può fare un'analisi specifica anche delle specie rappresentate come le ninfee, questa grande piantagine acquatica. Un'analisi sulle opere ci consente anche di capire l'artista, quando l'artista ha rappresentato uno specifico paesaggio, sempre riconoscendo le specie botaniche. Faccio solo questo esempio, questo narciso a fiori razzati che cresce in aprile, quindi sappiamo che quest'opera, questo disegno è stato colorato, è stato realizzato in aprile. Benché sia stato possibile rintracciare opere ricollegabili a tutti e 12 gli ambiti descritti nel piano paesaggistico della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato nel 2018, è stato anche possibile rilevare una predominanza nelle opere stesse di certi paesaggi, tra cui il Carso stesso, rappresentato appunto in questo disegno, ma anche nei famosi paesaggi di Enrico De Ciglia, a cui è dedicato tra l'altro un museo a Treppo Carnico in cui abbiamo svolto anche le nostre ricerche, ma soggetto forse più privilegiato dagli artisti è stata la montagna friulana, e vorrei chiudere il mio intervento con questi 2 dipinti realizzati da Barazzutti e Giovanni Napoleone Pellis, che rappresentano lo stesso medesimo luogo nello stesso momento. I 2 artisti, peraltro amici, si sono recati insieme nei pressi di Sauris per rappresentare questo prato di alta quota con la sua straordinaria varietà di fiori. Grazie a tutti. Bene, grazie dottoressa Lorenzoni per la sua presentazione. Passiamo alla presentazione successiva. Abbiamo la dottoressa Rozio Lucche. Ecco, sì, buonasera. Benissimo, la dottoressa Lucche ci parla delle trasposizioni letterarie e migrazioni nel cinema latinoamericano, ordinamento, analisi e sottotitolaggio di materiale audiovisivo conservato nell'archivio della
APLCLAI, che si tratta APLCLAI, pardon, Associazione per la promozione della cultura latinoamericana in Italia, che è ovviamente la struttura ospitante. La responsabile scientifica dell'assegno di ricerca è la professoressa Federica Rocco del DIL e il tutor è il dottor José Rodrigo Díaz Ibarra. Prego, dottoressa Luque, anche per lei 5 minuti. Grazie, buonasera a tutti e grazie soprattutto per la possibilità offertami di presentare il mio lavoro di ricerca. Gli obiettivi del progetto di ricerca di cui era stata referente la professoressa Federica Rocco, che ringrazio sin da ora, erano quelli di ordinare, analizzare e sottotitolare i materiali audiovisivi contenuti all'interno dell'archivio CALA, l'archivio Centro Audiovisivo Latinoamericano, dell'Associazione per la promozione della cultura latinoamericana in Italia. L'associazione, che è presieduta da Rodrigo Díaz, che è qui presente, che ringrazio, è un'associazione che organizza diverse manifestazioni culturali, come quella del prestigioso Festival del Cinema Americano di Trieste, giunto ormai alla sua 35esima edizione, ha lo scopo di promuovere la cultura latinoamericana in Italia e quella italiana in America Latina. Nell'ordinare il materiale che vede migliaia di prodotti audiovisivi tra film, lungometraggi e cortometraggi, volevamo privilegiare da una parte le trasposizioni filmiche di opere letterarie o importanti reportage sulla vita e l'opera di scrittrici e scrittori latinoamericani, un filone che sottolinea l'attenzione che la regione Friuli Venezia Giulia riserva alle varie letterature nazionali dell'America Latina, come dimostra anche l'importante evento annuale di Pordenone Legge o il Festival Letterario Dedica, che hanno annoverato tra gli ospiti Luis Sepúlveda o anche Gioconda Belli. E dall'altra il tema migratorio, perché il fenomeno ha visto coinvolta la regione Friuli Venezia Giulia in tutte le sue fasi e soprattutto in prima linea. I risultati ottenuti sono stati la creazione di una banca dati comprensiva delle sezioni cinema, letteratura e cinema e migrazione, che permette di individuare agilmente i documenti che sono stati schedati tramite diverse modalità di recupero dei dati, e l'ampliamento delle prospettive di ricerca dell'area di lingua e letteratura ispanoamericana, di cui quella della professoressa Rocco, l'unica cattedra in Friuli Venezia Giulia, e anche del Centro Internazionale di Letterature Migranti, il CILM, che è un centro dell'Università di Udine che tra l'altro è stato il primo in Italia a promuovere le indagini letterarie, linguistiche e culturali per lo studio e l'osservazione delle comunità italiane d'oltreoceano, principalmente friulane. E infine l'arricchimento della collaborazione tra il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società e l'APCLAI, una collaborazione che in realtà è iniziata anni fa attraverso un accordo di tirocinio da me stipulato per gli studenti del corso di laurea magistrale in traduzione e mediazione culturale, un tirocinio che permette agli studenti di sottotitolare parte del materiale che viene proiettato all'interno del Festival di Trieste, e poi è una collaborazione anche che è proseguita con un PRID del 2018 intitolato Letteratura e cinema in lingua spagnola, trasposizioni, traduzioni intersemiotiche e sottotitolaggio, la cui coordinatrice scientifica è sempre la professoressa Rocco. Mi soffermo brevemente sul primo risultato, cioè sulla creazione della banca dati, per sottolineare che all'interno della sezione cinema e letteratura spiccano documentari sulla vita e l'opera di autrici e autori maggiori, ma anche, queste sono le vere perle, documentari sulla vita e l'opera di autrici e autori minori, e infine trasposizioni filmiche dedicate alle categorie di nostro interesse, donne, migranti e minoranze. All'interno della sezione cinema e migrazione invece spiccano film e documentari sulla grande migrazione tra il 1980 e il 1920 e le migrazioni
esili dagli anni 20 al 1945, quindi migrazioni e esili prettamente politici oltre che economici, le migrazioni europee post-belliche e poi abbiamo anche le rotte migratorie in senso contrario, quindi dall'America Latina verso l'Italia, cioè quelle degli esili latinoamericani degli anni 70 e infine le migrazioni latinoamericane degli ultimi 2 decenni scaturite dalle recenti crisi economiche. Il materiale ordinato nella nostra banca dati, che tra l'altro verrà pubblicata all'interno del sito dell'AppCLAI, rappresenta una risorsa preziosa per il territorio del Friuli Venezia Giulia ed è un materiale che potrà essere diffuso e costituire la base per proporre cicli cinematografici a tema, in modo da instaurare un rapporto reciproco fra le diverse culture, creare un senso di appartenenza alla terra d'origine e promuovere le identità linguistiche e culturali anche e soprattutto minoritarie. E mi preme pertanto ringraziare nuovamente la professoressa Federica Rocco, oltre che il DIL, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Associazione per la promozione della cultura latinoamericana in Italia che mi ha accolta, e ovviamente ringraziare tutti voi per l'attenzione. Bene, molte grazie dottoressa Luche. Passiamo all'ultima presentazione del dottor Michael Milocco Borlini. Il titolo della presentazione è Cantiere città, ergonomia e fattori umani, innovazione tecnologica e processo edilizio. Il responsabile scientifico della ricerca è il professor Giovanni Tubaro del DPIA. La struttura ospitante è ErgoCert, l'ente di certificazione per l'ergonomia di Udine, e il tutor aziendale è il dottor Francesco Marcolin. Prego, dottor Borlini. Buonasera, intanto dovrei aver condiviso la presentazione. Sì, si vede, può procedere. Tutto schermo sul secondo schermo. Eccomi qua. Buonasera, innanzitutto vorrei ringraziare il responsabile scientifico, il professor Giovanni Tubaro, il tutor, il dottor Francesco Marcolin, le associazioni locali, il laboratorio d'Alta, la professoressa Conti e il CRIBA, con cui ho avuto modo di confrontarmi durante lo scorso anno. Inoltre ringrazio tutti e tutte voi per questa occasione. Bene, la prima parte dell'assegno si è svolta presso l'ente ErgoCert, dove si sono svolte attività inerenti all'ergonomia, allo studio del colore e allo user-centered design. Tutte queste attività propedeutiche e formative alla ricerca e all'applicazione del metodo scientifico. La seconda parte invece si è svolta presso il DPIA dell'Università degli Studi di Udine, con un'integrazione del gruppo di ricerca coordinato dal professor Tubaro, affiancato ad attività tecnico-pratiche con l'ausilio di tirocinanti curricolari e attività di consulenza con il CRIBA e il laboratorio d'Alt che ho citato prima. La ricerca riconosce le problematiche connesse all'usabilità e formula un'applicazione ad una parte del tessuto urbano della città di Udine, proponendo così l'identificazione delle criticità, dei fenomeni e degli interventi di trasformazione in atto e possibili, con delle ipotesi di fruizione e dei test di simulazione in loco. L'approccio è analitico strategico, basato sulle esperienze di diverse categorie di fruitori, divisi in gruppi a seconda della presenza o meno di disabilità e della loro età. Si è proceduto così alla documentazione e alla georeferenziazione con un fotoreportage e un rilievo geometrico, alle quali sono state aggiunte delle note e delle esperienze soggettive per definire una banca dati tarata sulle esigenze specifiche. Allo stesso tempo il progetto ha identificato sullo stato di fatto della città di Udine attraverso una mappatura tecnica oggettiva quelle che sono le criticità esistenti da risolvere in modo da consentire l'abitare inclusivo. Si propone così una trasformazione analitico-strategica come esigenza connessa all'uso e alla fruizione degli spazi pubblici e privati. Pertanto, nel sistema prodotto percorso urbano devono essere coinvolti gli user direttamente nella progettazione.
L'analisi ha previsto la sintesi dei dati con appunto una pesatura degli indicatori di criticità e la definizione dei requisiti prestazionali riferiti a diverse categorie di fruitori e quindi di conseguenza la definizione della fattibilità tecnica di interventi trasformativi che sono coerenti con l'approccio dello human-centered design. Quindi la declinazione di quest'ultimo sia quando l'oggetto da studiare non è più solo uno, ma è l'insieme di manufatti e di oggetti che compongono le nostre città. La politica adottata così, sia nel caso specifico che come esempio generale, è una politica di connettività e non di mera mobilità. Da un'area molto grande, di dimensioni notevoli, si è definita un'area pilota dove sono stati coinvolte appunto le associazioni locali e portatori di interesse con diverse abilità ed età, confrontando così i tempi di percorrenza attraverso una mappatura prima oggettiva, come potete vedere in questa slide, e poi soggettiva, e si sono sintetizzati alcuni dati raccolti e riproposti secondo dei discrimen specifici. In seguito sono state evidenziate, utilizzando diversi colori, le aree più o meno critiche di questo isolato dell'area pilota. Il monitoraggio ha consentito così di evidenziare quelle che sono le aree che possono essere considerate inaccessibili o accessibili con una differenziazione cromatica in valori numerici. Detto questo, le interpolazioni quindi tra tutti questi dati raccolti e le interpretazioni specifiche sono state integrate anche dall'uso di app innovative e dai sistemi GIS. Si è prodotta così una soluzione strategica di riconnessione e riattivazione delle aree dei percorsi di questo quadrante oggetto di studio. In questo modo questo è stato possibile grazie al coinvolgimento di un ampio spettro di portatori di interesse definiti user nel caso della ricerca, in modo da completare questo monitoraggio e pesare questi valori quantitativi e qualitativi, dove i qualitativi corrispondono appunto alle mappature soggettive e quindi alla partecipazione diretta dell'utente. L'obiettivo finale è quindi proporre delle possibili interventi futuri al fine di una riqualificazione puntuale per una città sempre più inclusiva. Sinteticamente, lo studio considera lo spazio urbano come, da un punto di vista connettivo, e mette a sistema le limitazioni legate alla mobilità, all'accessibilità e alla lunghezza dei percorsi, in questo caso specifico nel centro storico della città di Udine. La strategia ricollega così delle aree separate con il fine di aumentarne la porosità, l'inclusività urbana e diminuendo le distanze tra le vie di comunicazione. Si riattivano in questo modo e si riqualificano le aree inadeguate o con una minor qualità urbana. E in questo modo si migliora la qualità della vita, si potrebbero aumentare e si aumentano le interazioni tra le persone e pertanto favorire la microeconomia di quartiere, scusate. Allo stesso tempo, nell'ultimo periodo, nel periodo conclusivo della ricerca, a causa del Covid-19, ci si è trovati costretti ad annullare alcune mappature soggettive programmate, e si è trovato un modo però per gestire queste mappature a distanza, quindi si sono creati dei rapporti diretti di partecipazione con gli utenti, con gli interessati, producendo un video divulgativo con il titolo La città è di tutti. La ricerca, in conclusione, la ricerca è stata pubblicata su alcune riviste e volumi nazionali ed internazionali ed è stata presentata in una conferenza internazionale a Firenze lo scorso luglio. In questo momento è in corso la redazione di una monografia che raccoglie tutte le sintesi e tutti i elaborati grafici che sono stati prodotti durante lo scorso anno e inoltre la ricerca ha trovato continuità in questo anno accademico con un'applicazione pratica di quello che sono l'apparato teorico che è stato scoperto lo scorso anno in un assegno di ricerca che si chiama Abitare Inclusivo, con responsabile scientifico la professoressa Cristina Conti. In conclusione, tra i momenti più gratificanti di questo percorso di ricerca sicuramente vi sono le attività della fase di partecipazione che hanno permesso appunto con i portatori di interesse e le associazioni locali di avviare una sinergia continuativa con le associazioni e con quelle che sono le realtà del territorio. La città è di tutti. Grazie.
Bene, molte grazie dottor Borlini, e con questo abbiamo concluso le presentazioni degli assegnisti. Abbiamo un po' sforato come tempi, ma diciamo che ne valeva la pena, stante il valore scientifico, l'eccellenza scientifica dei lavori presentati e la passione soprattutto con cui sono stati presentati, il che testimonia appunto l'impegno, l'interesse, la passione con cui i 10 assegnisti hanno lavorato. Procederei quindi adesso ad aprire la tavola rotonda che, come ho menzionato prima, sarà condotta, oltre che dal sottoscritto, dalla dottoressa Ketty Segatti della Regione, e prima di passare la parola alla dottoressa Segatti che formulerà delle domande per appunto i partecipanti, volevo un attimo cogliere l'occasione per salutare i referenti di struttura che sono presenti, perché ho visto presenti il dottor Silvio Celli, consulente scientifico dell'Associazione Palazzo del Cinema, che ha ospitato 2 degli assegnisti, la già citata dottoressa Vania Gransinic del Museo di Arte Moderna e Contemporanea, poi il dottor José Rodrigo Diaz, presidente dell'Associazione per la Cultura Latinoamericana in Italia, e la dottoressa Francesca Mometti, segretario generale della medesima associazione, il dottor Gianfranco Pilosio, direttore generale del Credito Cooperativo Pordenonese, la dottoressa Elena Piccinato di Friuli Innovazione, le dottoresse Anna Del Bianco e Chiara Vianello dell'ERPAC e infine l'amministratore Francesco Marcolin, amministratore unico di Ergolab. Inoltre ovviamente sono presenti, e invito quindi a restare, tutti i colleghi che sono stati referenti scientifici dei singoli assegni. Vedo poi che sono presenti anche altri colleghi, visto per esempio la collega professoressa Frangipane, la collega Di Sciacca, la collega Pirina, il professor Miani, e quindi invito tutti a restare per partecipare alla tavola rotonda. Quindi a questo punto io lascerei la parola alla dottoressa Segatti per iniziare appunto questa discussione. Innanzitutto io voglio partire, come ha fatto prima l'assessore, ma mi unisco ai suoi e a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti oggi. Ed è un ringraziamento davvero sincero che è rivolto innanzitutto agli assegnisti per l'impegno e per la qualità del lavoro che hanno prodotto e che hanno presentato oggi in maniera molto chiara. Un ringraziamento va rivolto a tutti i responsabili scientifici, ai tutor e alle strutture ospitanti. Ovviamente un ringraziamento al magnifico rettore e al professor Gasparetto. Prima di formulare la domanda vorrei fare alcune riflessioni, ricordando che questa misura che è nata con la legge del 2015, quindi è partita dal 2016, aveva come obiettivo quello di valorizzare la ricerca nel settore umanistici e delle scienze sociali, e con l'obiettivo soprattutto di collegare il mondo scientifico, quindi il mondo universitario, col mondo produttivo, il mondo artistico, museale e culturale, per delle finalità ovviamente di carattere economico, produttivo e sociale. E ovviamente l'obiettivo nostro era quello di favorire attraverso questi percorsi anche l'inserimento occupazionale. Partirei proprio diciamo da questi obiettivi per aggiungere alcune riflessioni che sono, diciamo che a me sono sorte anche riportando alcuni risultati di una ricerca che abbiamo commissionato alcuni mesi fa alla ASVG, una ricerca che era finalizzata all'ambito delle cosiddette lauree STEM e dei percorsi ITS, ma in realtà diciamo da questa ricerca sono venuti fuori alcuni risultati molto interessanti che riguardano anche gli ambiti prettamente umanistici e delle scienze sociali. Questa ricerca era finalizzata a capire come mai diciamo, le lauree STEM e i percorsi ITS che garantiscono buoni esiti occupazionali
non rientrano fra le preferenze nelle scelte, diciamo, degli studi, dei percorsi di studio da parte dei giovani. E sono emersi dei risultati interessanti anche in termini di profilazione dei giovani, e uno di questi profili è proprio quelli che sono stati così definiti umanisti. Un dato interessante è proprio l'aspetto valoriale, e io voglio partire da questa riflessione per poi diciamo formularvi le domande. Quando è stato chiesto agli intervistati, quindi a questo diciamo gruppo di giovani che sono stati campionati, qual è il valore che è associato al percorso di studi, è stato interessante notare come i risultati sono completamente diversi rispetto al tipo di percorso scelto. Ad esempio, chi ha scelto dei percorsi nell'area economica e di management, l'ascensore sociale era uno dei valori predominanti. Nell'area medica il tema del prestigio, della crescita, cioè il prestigio personale. Nelle lauree STEM questo valore non è identificato, cioè non esiste un valore forte di riferimento, mentre nell'area umanistica, e questo forse un po' ce l'aspettiamo, il valore forte di riferimento è quello legato alla crescita personale. Quindi colui che sceglie in questo tipo di percorsi è fortemente motivato da un aspetto legato alla crescita personale. Un altro dato interessante, ed è questo diciamo, il punto in cui voglio partire, è stato chiesto se rispetto diciamo, al percorso di studi si ritiene che la persona sarà poi in grado di trovare un lavoro. Mentre nei percorsi STEM quasi il 70% ha risposto che sì, le competenze che vengono prodotte nel loro percorso di studi gli assicureranno un esito professionale, un esito lavorativo, nelle lauree umanistiche solo un terzo, circa il 37%, è convinto che lo studio gli permetterà di trovare un lavoro. Io voglio partire proprio da questo dato che mi sembra particolarmente interessante, per formulare a voi la domanda, quindi questa ovviamente rivolta agli assegnisti ma anche rivolta ai docenti, per capire perché secondo me questo è uno snodo importante su cui riflettere. Sembra quasi che diciamo rispetto al percorso di studi non ci sia un immediato collegamento nel riconoscere le competenze che sono richieste dal mondo del lavoro. Quindi la mia domanda è questa: rispetto diciamo anche alla vostra esperienza di studio e di ricerca che avete fatto, quanto ritenete che questo percorso di ricerca abbia aiutato voi stessi o comunque diciamo coloro che vi hanno ospitati a capire, a individuare quelle competenze che effettivamente sono richieste, che si sviluppano nei settori umanistici e delle scienze sociali rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro? E questo aspetto secondo me è molto interessante, soprattutto se guardiamo un po' gli obiettivi e le sfide che diciamo l'Europa ci pone rispetto al digitale, rispetto alla transizione verde e anche rispetto agli obiettivi di Agenda 2030. Quindi immaginando un mercato del lavoro che fortemente si evolve, secondo voi quanto possono le competenze che si sviluppano nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze umanistiche effettivamente essere fortemente richieste, e come diciamo si possono sviluppare ancora di più rispetto a un mercato del lavoro che è in evoluzione? Quindi le mie domande sono queste. Non so se sono un po' provocatorie, ma credo che siano un importante spunto di riflessione. Benissimo, grazie. Ringrazio la dottoressa Segatti, vedo che c'è già una mano alzata, in particolare della dottoressa Castellarin, quindi lascio la parola alla dottoressa Castellarin per rispondere a questa importante domanda formulata dalla dottoressa Segatti. Ecco, secondo me è un tema veramente centrale e l'ho visto sia dal punto di vista, diciamo, di me come studentessa, dottoranda e assegnista di ricerca,
sia dal punto di vista della mia esperienza di insegnamento all'università, perché ho anche tenuto dei corsi all'università. Quindi la mia impressione è questa. Intanto sicuramente con questa situazione del Covid l'università è davanti a deve fare una profonda riflessione, secondo me, anche di ripensamento di tante modalità che diciamo cioè, ai giovani di oggi per alcuni versi forse sembrano un po' obsolete, cioè, mi riferisco soprattutto a un uso che potrebbe essere maggiore delle tecnologie digitali, anche a diciamo, metodologie didattiche più innovative e che peraltro molti enti esterni all'università, magari privati, diciamo di formazione professionale, già adottano da molti anni, quindi tra virgolette perché una persona in cerca di lavoro, cioè c'è una scelta, ecco, per chi cerca lavoro fra l'università e percorsi di formazione alternativi che sono altamente competitivi rispetto all'università. Questo secondo me è un tema, quindi diciamo l'innovazione nei metodi didattici e anche nell'uso delle nuove tecnologie. Il secondo tema, secondo me, rilevante e per questo sono anche veramente felice di aver partecipato a questa iniziativa, è proprio il contatto con la società, nel senso che a volte l'università, sia quando insegna che quando fa ricerca, tende a essere un po' autoreferenziale, cioè tende almeno anche ad apparire, no? Qualcosa di teorico, di non collegato a ciò che è la realtà del mondo del lavoro. Io, insomma, ho fatto un percorso nell'ambito del management, ci si aspetterebbe che in ambito manageriale ci sia un forte collegamento con le imprese, cosa che peraltro devo dire per quanto riguarda il DIES dell'Università di Udine, molti professori in realtà fanno, perché per esempio la professoressa Visintina fa una cosa che secondo me è molto utile, molto lodevole, di chiamare molti ospiti dal mondo del lavoro, quindi molti imprenditori, manager che vengono proprio a raccontare quello che è il mondo del lavoro fuori dall'università. Quindi secondo me questo approccio, diciamo, anche di ascoltare quello che c'è fuori e anche portarlo proprio fisicamente dentro l'università è utile e lo è stato per me negli studi, soprattutto durante il mio dottorato e vedo che viene apprezzato anche dagli studenti perché l'ho fatto io stessa quando insomma ho insegnato all'università ed è stato molto apprezzato. Però secondo me un elemento ulteriore è proprio quello del network dell'università, che è diciamo, poi quello che almeno secondo me diciamo, distingue le università che diciamo, riescono, fra virgolette, a piazzare i neolaureati velocemente dopo la laurea, a fare in modo che trovino un buon lavoro che è anche attinente con gli studi, rispetto a quelle che non ci riescono. Quindi secondo me non è solo un tema di competenze che vengono insegnate, apro una parentesi, io invece ritengo che le competenze date dall'università e dal dottorato siano estremamente utili e importanti, ma non vengano adeguatamente molto spesso diciamo, riconosciute dal mondo del lavoro. Quindi come facciamo diciamo, a fare in modo che il mondo del lavoro ci riconosca, no? Riconosca la centralità di queste competenze? Penso che diciamo, il centro del discorso sia proprio il network, quindi non solo competenze trasmesse, ma cioè, connessioni personali che si devono, diciamo, grazie dottoressa Castellarini, lasciamo spazio anche agli altri, ma personalmente mi sento di dire che l'Università di Udine, non dico che sia ai primi posti in Italia, ma è sicuramente molto avanti per quanto riguarda l'affacciarsi al mondo del lavoro, al mondo esterno, quindi anche da un punto di vista di tutte le strutture che come università mettiamo a disposizione, quindi anche il servizio di placement e quant'altro, devo dire che non siamo secondi a nessuno da questo punto di vista. Vorrei comunque sentire a proposito di questo, ma anche più in generale a proposito, riconducendo più specificamente alla questione posta dalla dottoressa Segatti, qualche collega, qualche docente e anche qualche referente degli enti esterni. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa al riguardo? Altrimenti potrei cedere la parola io
a qualcuno, per esempio, diciamo, si è parlato prima di area manageriale, per così dire, non so se vuole invece prendere la parola qualche rappresentante dell'area più umanistica, in particolare l'umanistica tradizionalmente è un'area che forse fa più fatica, i suoi laureati fanno più fatica a trovare magari un approccio col mondo del lavoro, quindi pensavo proprio al professor Del Puppo che mi ha anticipato, lo vedevo lì e quindi gli cedo immediatamente la parola. Grazie Alessandro, mi sento chiamato in causa per molte ragioni, la prima delle quali è che desidererei che non si facesse confusione o troppa confusione tra competenze e conoscenze. L'università non è soltanto l'erogatore o il dispensatore di competenze in favore di un mercato che molto spesso nessuno è in grado di prevedere nel medio periodo. Noi oggi dobbiamo insegnare, cioè piuttosto delle competenze per un mercato del lavoro che fra 5 o 10 anni prevede delle figure che molto difficilmente, a parte quelle ci saranno naturalmente di continuo i fornai, i postini non ci sono più, forse esisteranno ancora i docenti universitari, ma sono sicuro che molte figure professionali che noi oggi dobbiamo formare in realtà non sappiamo quali possono essere fra qualche anno, e quello di cui sono fermamente convinto anche e soprattutto in ambito umanistico è di tenere ferma questa distinzione. Un conto sono le competenze che hanno un tempo e, se mi permettete, anche un grado di rottamabilità che è infinitamente più alto rispetto al concetto di conoscenza, che invece implica un approccio, se mi permettete, olistico, complessivo, più orientato alla flessibilità e che quindi necessariamente non è in funzione di un profilo predeterminato, perché nessuno oggi in tutta onestà può prevedere dei profili lavorativi almeno nel medio periodo e lavorare per essi. Quello che io sono convinto si possa fare e che credo in parte anche le competenze di area umanistica possono contribuire è l'esercizio della complessità e del pensiero critico. È una direzione, mi rendo conto, piuttosto diversa rispetto a alcuni assetti che ha preso in generale l'università e il mondo del lavoro. La mia non è affatto una posizione conservativa, ma è una posizione che mira, come vi dicevo, piuttosto a tenere separati questi due livelli in prospettiva naturalmente anche di una loro possibile sintesi. Molte grazie al professor Del Puppo, vedo anche il professor Venturini che voleva esprimere la sua opinione, prego. No, non volevo ritirare la mano dopo aver gettato il sasso, in realtà era stata chiamata in causa l'area umanistica, quindi mi accodo ad Alessandro, insomma. Ma intanto grazie, ho assistito con grande piacere anche a tutti gli altri progetti, sono rimasto, è la prima volta che partecipo e ho trovato una grande pluralità molto interessante. E siccome non parlano, non si esprimono anche i nostri ex assegnisti di ricerca, cioè ad esempio Cavalotti e Dotto, quanto a occupabilità, il sistema che è quello dettato da territorio, regione, università, nel loro caso ha prodotto risultati di eccellenza. Tenete conto che Cavallotti è ora un RTDB al terzo anno, quindi un associato in pectore presso l'Università degli Studi di Cagliari, e che il dottor Dotto, grazie anche alle sue esperienze come dottorando, anche lui a Udine, ora sarà dal 1 aprile 2020 un RTDA presso il nostro dipartimento. Tenete conto anche qui che chi ha ospitato all'interno della Mediateca i due assegnisti è un nostro dottore di ricerca. Cioè il capo archivista, il capo conservatore, la mente scientifica di una delle 4 mediateche della regione è un nostro dottore di ricerca. Significa che ci stiamo innervando vicendevolmente ad alti livelli, diciamo così. È assolutamente vero ciò che dice il collega Del Puppo,
quello che fu il mio tutor della tesi dottorale non è stato un docente accademico, ma è stato un archivista, l'ex presidente delle Scientifiche Europee, e mi ricordava sempre: la preservazione è un sistema, non è una tecnologia, le tecnologie passano, le metodologie, le conoscenze, i sistemi sono quelli che reggono, sono i modelli teorici e i modelli applicati. E ovviamente per chi lo conosce aveva in mente il modello OIS, cioè della preservazione a lungo termine dei dati. Significa anche che quando andiamo a vedere ad esempio l'applicazione sul territorio di una raccolta di cinema amatoriale, vuol dire che stiamo applicando sistemi economici in realtà, cioè la nascita di attenzione verso i patrimoni locali di questo tipo nasce attraverso l'applicazione in ambito ad esempio cinematografico e multimediale di quelli che sono i fenomeni della lunga coda. Cioè noi nasciamo all'interno dei laboratori dei nostri laboratori proprio applicando questo tipo di economia delle nicchie, quindi cercando di sviluppare anche sia direzioni di ricerca, ma direzioni anche di mercato che oggi troviamo poi a riecheggiare in progetti regionali come Crossin, in Creators, dove parliamo di museo diffuso, museo che arriva sul territorio, eccetera. Quindi credo che il settore umanista stia trovando in realtà molte innovazioni, molti settori di applicazione, ma anche lavorativi a più livelli, che vanno, come vedete, dalle mediateche all'accademia, nel settore produttivo e altrove. E un peccato che non ci siano i ragazzi per parlare, ma ragazzi in realtà sono dei giovani colleghi molto bravi. Qua mi fermo, insomma, ma sono stato chiamato in causa dal collega Gasparetto, che ringrazio intanto, ma mi fermo qui. Grazie al collega Venturini. Vedo che vuole intervenire anche la professoressa Visintin. Grazie. Mi collego a quello che diceva il collega Venturini relativamente alla capacità di innervarsi. Credo che la forza di questo progetto sia proprio questa e che va a colmare una debolezza del nostro territorio, sia proprio la capacità di assorbire queste risorse con delle conoscenze e competenze scientifiche nelle aree umanistiche. Ricordiamoci che le scienze sociali sono scienze, non sono scienze dure, ma sono comunque delle scienze. E la conoscenza scientifica nelle organizzazioni, nelle imprese, in queste aree è fondamentale. Anche per quanto riguarda il nostro caso, a livello di Friuli Innovazione, noi ci siamo trovati benissimo perché c'era Elena Piccinato che a sua volta tempo fa aveva avuto un assegno di ricerca e quindi diciamo che il progetto aiuta a sviluppare quella che viene definita l'absorptive capacity, proprio quelle conoscenze di base, quelle competenze di base per comprendere l'importanza di valorizzare quelle stesse conoscenze e quindi assorbirle dal mercato. E diciamo che se le STEM certamente sono fondamentali, l'abbiamo visto anche adesso sul tema dei vaccini, no? La conoscenza scientifica ha permesso di sviluppare in tempi brevissimi un vaccino, allo stesso modo stiamo vedendo che la carenza di competenze, per esempio in ambito organizzativo, stanno effettivamente limitando lo sfruttamento di queste scoperte in campo scientifico e questo è proprio, secondo me, uno dei problemi fondamentali. Quindi la capacità di comprendere quanto fondamentali sono queste competenze umanistiche un po' a 360 gradi e che lo saranno sempre di più perché sono comunque competenze che permettono di affrontare l'incertezza. Non so chi di voi ha letto Taleb, si parla proprio di incertocene, questa nuova era caratterizzata da totale incertezza e le competenze umanistiche e sociali sono quelle che permettono di sviluppare una visione, una comprensione dei fenomeni, un'interpretazione dei fenomeni che forse le conoscenze STEM magari hanno un po' più difficoltà, capito il problema poi lo risolvono, però bisogna anche riuscire ad avere una visione in questo senso. Ringrazio la professoressa Visintin, poi vedo che si è prenotato il professor Lotti, poi magari vorrei sentire anche l'opinione di qualcuno dei referenti di struttura, quindi degli esterni all'università, che cosa appunto ne pensano di questi progetti, di questa progettualità congiunta università-azienda, appunto qual è stato il vantaggio sia per le strutture stesse che per i ragazzi, gli assegnisti, quindi un'opinione su questo punto. Ma cedo al momento la parola al professor Lotti. Ringrazio, il mio sarà un intervento brevissimo e quindi lascerò molto spazio appunto ai giovani ricercatori e a chiunque voglia intervenire.
Ma la mia ricerca, che ho seguito ha a che fare con il mondo della scuola. Ora, fortunatamente il mondo della scuola offre ancora ai laureati dei corsi umanistici opportunità di lavoro, quindi il problema, come dire, occupazionale in certo qual modo viene risolto nella formazione degli insegnanti. Ma questo non è l'unico punto da cui dobbiamo guardare la questione. La questione va vista, per quanto riguarda, diciamo, gli studi umanistici, va vista in un senso più ampio, va vista nel senso della educazione critica alla cittadinanza, della educazione culturale e sociale. Fino a prova contraria, fortunatamente, sia la Regione, che va elogiata per avere promosso e per voler promuovere questo tipo di ricerche, sia l'università, sono enti, organismi, realtà pubbliche. E noi dobbiamo ragionare come funzionari pubblici sotto questo profilo. È chiaro che una parte della nostra formazione è un certo tipo di corsi di laurea sono finalizzati al cosiddetto mondo del lavoro e ai suoi fabbisogni, ma un'altra parte è anche finalizzata alla formazione e all'educazione generale, quella che potremmo chiamare una formazione alla cittadinanza. Sotto questo profilo il mondo della scuola e dell'università, i cui rapporti e le cui interrelazioni sono fondamentali, e personalmente mi sono sempre impegnato nel tenere i rapporti con i licei di Udine, sono come dire, è un nesso cruciale per quanto riguarda i lavori di ricerca nel settore umanistico, quindi anche le possibilità occupazionali. E mi fa anche molto piacere, e qui chiudo, che la professoressa Visentin, che ha una formazione economica, giuridica, aziendale, eccetera, per prima dica che le competenze umanistiche hanno un valore anche sul mercato del lavoro privato, diciamo, nell'ambito industriale, perché sono flessibili, perché permettono un certo approccio, diciamo, critico, relazionale, formale, strutturale, concettuale a problemi che spesso vengono visti solo in chiave troppo settoriale. Ecco, chiudo e ringrazio. Grazie professor Lotti, si è prenotato il professor Tubaro. Sì, volevo ringraziare e dire due cose, condividendo sostanzialmente tutto quello che è stato anticipato dai colleghi in materia di attenzione nei confronti di un approccio olistico, di un approccio dinamico. In realtà questa esperienza ha portato a evidenziare come sia necessario procedere con ripensamenti, senza certezze, senza cocciutaggini, diciamo così, connesse alla figura, perché avete visto come un progettista architettonico si sia applicato ad una percezione della città, e quindi come diverse categorie si possano, diciamo così, percepire l'ambiente costruito. Dico, nella società a noi contemporanea post-Covid queste problematiche diventeranno sempre più importanti, a mio avviso. Quindi, a prescindere dalla ricerca fatta, applicata a un contesto specifico, le competenze e l'azione che tramite gli assegni di ricerca, tramite l'azione formativa universitaria portiamo avanti, è evidente, e abbiamo in offerta, ha una conferma di rilevanza, di importanza, perché dimostra di introdurre aspetti di flessibilità, apertura mentale, che apre la testa sostanzialmente e aiuta anche noi docenti nel confronto con chi evidentemente immagina la competenza professionale e tecnica come un qualche cosa di circoscritto e definito, chiuso in una visione classica cristallina. Con questo saluto e ringrazio. Grazie al professor Tubaro. Adesso, se non ci sono altre mani alzate, io vorrei sentire anche un attimo l'opinione, come detto prima, dei referenti di struttura. Se non c'è nessuno che si prenota, darei io la parola. C'è qualcuno che ha parlato? Non sento.
Pilosio, grazie. Il dottor Pilosio, può intervenire, prego. Piazzo, nel senso che sicuramente forse rispetto ad altri ambiti l'aspetto, diciamo, bancario evidentemente è anche un po' più operativo, però indubbiamente il rapporto, e poi io sono a ringraziare sia la Regione sia evidentemente l'Università, con cui c'è un buon rapporto. Io segnalo come banca, siamo anche soci del Consorzio Universitario di Pordenone, e questo significa che è anche un ente che è attento alla formazione universitaria. Cioè, il nostro contributo non si ferma, e io anche ringrazio, perché è un'opportunità quella che ci viene offerta anche in questo assegno di studio, ma c'è anche un sostegno di tutte le attività. Io vedo che tutte le attività che abbiamo fatto, ringrazio il professor Gianni che vedo collegati, anche tutte le opportunità che ci sono oltre a questi assegni di ricerca in altre iniziative, diverse persone poi abbiamo assunto da chi ha fatto questa attività di ricerca. È un modo anche di avvicinare chi studia un determinato ambito, che è logico banca e finanza, al mondo del lavoro, e che dico vale per entrambi, perché io quando studiavo, dopo ci si dimentica un po' dell'ambiente degli studi e dopo si va sull'aspetto operativo. Anche un richiamo a quelli che possono essere i principi, la ricerca che viene fatta e gli approfondimenti aiutano. Per me posso dire che è un risultato sia per l'azienda che cresce, che è un confronto con l'ambiente accademico, e anche per chi fa l'esperienza, che si rende conto se può inserirsi in un ambito lavorativo, e se è gradito o non è gradito, perché magari uno studia, magari preferisce studiare su altre tipologie. Banca e finanza può essere sia entrare in banca, sia fare altre esperienze, non so, le società di gestione di risparmio o altro, o ambiente assicurativo. Dunque, per me il risultato è più che mai positivo, e anzi ringrazio sia l'università sia la Regione che ha dato la possibilità di finanziare questi progetti. Grazie, dottor Pilosio. Qualche altro intervento? Vedo la dottoressa Bonato. Prego. Non la sentiamo, se può attivare il microfono. Perfetto, ecco, scusate, avevo il microfono spento. Sì, buonasera a tutti e grazie per l'invito a partecipare a questo momento di presentazione delle ricerche e poi anche a questa interessante tavola rotonda. Sì, io volevo semplicemente appunto portare un saluto da parte della sezione Friuli Venezia Giulia della Società Filosofica Italiana, che è stata ente ospitante per la ricerca della dottoressa Floriana Ferro sull'insegnamento della filosofia nelle scuole e le relazioni con gli altri, che ha visto la collaborazione della nostra associazione con appunto la Regione e l'Università, in particolare attraverso anche il professor Lotti, con cui abbiamo già collaborato più volte. Quindi ecco, noi come ci siamo rapportati a questa ricerca, ecco, diciamo non come un referente del mondo del lavoro, perché noi siamo sostanzialmente una associazione culturale che opera sì, appunto con iniziative pubbliche nei confronti della città, rivolte alla città, ma anche con una serie di iniziative con le scuole. Infatti questa ricerca che ha fatto la dottoressa Ferro è stata un'occasione molto interessante, secondo me, proprio per costruire una rete di relazioni tra l'università, il lavoro della sezione FVG e poi anche le scuole che hanno partecipato. Una ricerca che poi è particolarmente originale e interessante, mi sembra, perché ha fatto uso di una metodologia filosofica che mostra anche una certa tensione rispetto alle metodologie, come dire, quantitative. Quindi la fenomenologia sì, è un approccio qualitativo, un approccio che mira a portare alla luce delle conclusioni attraverso i vissuti e a raggiungere questi vissuti degli studenti che, come avete sentito, sono stati intervistati attraverso le parole, cioè la parola diretta di chi è coinvolto, insegnanti e anche studenti. Quindi io ringrazio per questa occasione che abbiamo avuto e che penso potrà essere ancora
fonte di approfondimenti, anche perché l'interesse che c'è nella scuola, che è stato suscitato, è davvero un interesse autentico, sia negli studenti, sia da parte dei dirigenti scolastici, che da parte naturalmente di tutti i colleghi. Quindi spero che sia, mi dia la possibilità anche di continuare a collaborare proficuamente con l'università. Grazie a tutti. Grazie a lei. Passo la parola, vedo si è prenotata la dottoressa Piccinato di Friuli Innovazione. Sì, buonasera. Anzitutto vi ringrazio per l'invito, porto anche i saluti del nostro presidente, l'ingegnere Della Venele Cozzi, che oggi non è potuto essere qui. Ringrazio la Regione per aver finanziato questi assegni di ricerca e l'Università per averci scelto come partner, diciamo, nell'iniziativa e averci dato l'occasione di indagare un argomento a noi particolarmente a cuore, come chiaramente l'imprenditorialità. Io come Friuli Innovazione qui oggi rappresento il nostro incubatore di impresa e volevo sottolineare due aspetti, due punti in particolare. Il primo riguarda il tema dell'inserimento occupazionale che appunto come incubatore di impresa noi testimoniamo anche molto in termini proprio di autoimprenditorialità. Quindi l'importanza anche di avere delle competenze anche in ambito delle scienze sociali, quindi sono molte le start-up, anche start-up innovative, così come riconosciute dalla legislazione nazionale, che operano in ambito culturale e creativo e utilizzano, e sono nate appunto anche nell'ambito del nostro incubatore, utilizzano le tecnologie, il digitale di fatto come un mezzo. Quindi in questo senso le competenze in ambito e la conoscenza appunto in ambito delle scienze sociali spesso possono anche portare all'autoimprenditorialità e quindi non essendo solo relegata, diciamo, a quelle che sono delle conoscenze e competenze maturate in ambito delle scienze STEM. Altro aspetto, secondo me, che è molto importante, mi collego anche a quella che è stata la ricerca della dottoressa Castellarin proprio sui team imprenditoriali, riguarda il valore dell'integrazione di quelle che sono le discipline appunto scientifiche, le cosiddette discipline STEM, e le discipline delle scienze sociali, che consentano di costituire dei team imprenditoriali, se parliamo appunto di start-up, di nuove imprese, ma anche dei team in genere, appunto dei team di lavoro, che possano avere maggiori opportunità di successo, perché appunto garantiscono appunto questa eterogeneità di conoscenza e competenza assieme. Quindi questi secondo me sono due punti importanti che io ho avuto l'occasione di testimoniare negli anni, appunto anche nelle start-up e nelle relazioni anche con il mondo della finanza, e quindi l'opportunità poi di crescita da parte di queste start-up proprio grazie alle competenze eterogenee al proprio interno. Grazie, dottoressa Piccinato. Qualche altro intervento su questo argomento che è un po' il cuore, insomma, della questione, il nocciolo della questione, che è lo spirito appunto con cui è stata promossa questa legge e che appunto dà forza a questa coesione, questa sinergia tra territorio e università. Vedo Erpac che si è prenotato, non so se è la dottoressa Del Bianco o la dottoressa Vianello. Prego. Buonasera, sono Anna Del Bianco, mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Buonasera. Allora, intanto grazie a tutti per questa opportunità, è stato molto interessante passare questo pomeriggio anche, diciamo, un po' un momento diverso da quello della quotidianità. Allora, per venire subito diciamo, al punto che ha posto Ketty Segatti all'inizio della discussione, io credo che anche per l'esperienza maturata all'interno di un ente pubblico che si occupa di cultura e di beni culturali, il tema delle professioni culturali è un tema che va assolutamente preso in considerazione con la massima serietà. Per la mia personale esperienza, ma non soltanto la mia personale, moltissime delle organizzazioni culturali, degli enti che fanno cultura anche nel settore pubblico, sono sprovvisti di piante organiche, di articolazioni organizzative coerenti con quelle che sono le proprie finalità. Per essere molto franchi, e lo dico da giurista, noi siamo, diciamo, abbiamo all'interno una prevalenza di profili generici amministrativi
e non diamo la sufficiente, la necessaria, diciamo, valorizzazione a quelli che sono invece i profili culturali che devono essere specialistici, cioè non possiamo limitarci ad avere nelle nostre organizzazioni profili culturali di specialista turistico-culturale. Dobbiamo lavorare per andare verso una specializzazione coerente con le funzioni che ciascun ente svolge. ERPAC in particolare ha al suo interno delle filiere di attività importanti che partono dalla catalogazione, come avete visto prima, alla realizzazione di eventi espositivi, alla valorizzazione nel senso di realizzare opere pubbliche per sistemare, per rendere maggiormente fruibile il patrimonio, quindi avrebbe la necessità di differenziare il proprio, la propria struttura organizzativa anche in termini proprio di qualifiche. Quindi un primo lavoro che credo sia molto importante è una riflessione seria, veramente seria, sulla qualificazione professionale dei laureati in scienze umane, perché io credo che in realtà, diciamo, le professionalità culturali siano moltissime e non sono semplicemente adeguatamente individuate, catalogate, rese pubbliche, pubblicizzate e conosciute. Se noi guardassimo il vecchio documento di ICOM sui profili culturali ci faremmo un'idea molto chiara di come le strutture culturali, gli enti culturali dovrebbero essere organizzati e come invece oggi nel nostro paese purtroppo ancora non lo sono. Questo progetto che è stato portato avanti può essere sicuramente un veicolo per andare in quella direzione. Io suggerirei di lavorare moltissimo sulla contaminazione tra i profili culturali, le attività che si svolgono nell'ambito del settore dell'Humanitas con gli altri profili, perché come diceva Elena Piccinato di Pluri-Innovazione, la contaminazione oggi è l'elemento vincente, cioè non c'è una struttura, io credo, né pubblica né privata che possa pensare di lavorare sul settore culturale senza avere al suo interno un informatico, un giurista, un architetto, un paesaggista e magari anche un filosofo che abbia le capacità logiche e argomentative adeguate a risolvere magari singoli problemi. Quindi, ecco, si potrebbe parlare moltissimo, però due sono i punti su cui credo si debba riflettere. L'importanza di far apparire la specializzazione delle professioni culturali e dall'altra parte il lavoro importante sulla contaminazione dei profili e sulla creazione di percorsi, diciamo, di lavoro insieme, perché non possiamo più essere specialisti, lavoriamo sempre in gruppo, questo secondo me è il futuro nel settore culturale come in altri settori, ma in quello culturale ancora di più. Quindi grazie mille, speriamo di avere un nuovo appuntamento per andare avanti con questo progetto. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Del Bianco, e auspichiamo tutti che il progetto, che tutti concordiamo sia di grande successo, lo si vede anche dalla passione con cui tutti stanno intervenendo, possa proseguire anche nei prossimi anni. Vedo che si è prenotata la dottoressa Gransini. Prego, dottoressa. Sì, buonasera, mi sentite? Sì. Naturalmente vi ringrazio per questo invito, non è la prima volta che partecipo a questo genere di presentazioni e naturalmente ringrazio chi in questo caso è stato il protagonista di questa ricerca, che è la dottoressa Martina Lorenzoni, grazie al professor Del Pupo. Mi unisco a quello, a proposito, e per tornare sull'argomento proposto dalla dottoressa Segatti, mi unisco a quello che è stato appena detto dalla dottoressa Del Bianco, cioè la necessità veramente di rendere visibile la professionalità in campo culturale, che è una professionalità molto sfaccettata, anche perché noi stessi in questo momento siamo in carenza d'ossigeno, nel senso che le varie leggi di stabilità, i patti di stabilità ci hanno fortemente penalizzato a livello proprio di assunzioni, per cui in questo momento il nostro settore è quasi immobilizzato. E questo riconduce a tutta una serie di altri problemi occupazionali di cui abbiamo benissimo sentore tutti quanti. E quindi
Però certamente, ecco, vorrei riprendere quello che ha detto anche il professor Del Pupo, la necessità veramente di conservare un pensiero critico che sia in grado di governare e di orientare la complessità. D'accordo, l'unione naturalmente di più professionalità, perché cosa che peraltro è anche un po' prevista da quello che è la legislazione che in questo momento va governando l'innovazione e il cambiamento all'interno dei musei. Mi riferisco per esempio al fatto che da anni si sta lavorando su una rete nazionale dei musei che prevede un'adesione per standard che a loro volta prevedono delle professionalità precise all'interno del museo appunto per poter governare quello che ci aspetta. E adesso non è il caso di entrare nello specifico di quali siano queste professionalità, però la flessibilità in questo momento è quello che ci può salvare. Io sono entrata personalmente all'interno di un museo nel 2008, sono stata credo la penultima persona assunta con un ruolo di conservatore, ma comunque all'interno di un museo che lavora al di là diciamo, delle fasce amministrative. E nei 12 anni che ho lavorato all'interno del museo ho visto il mio lavoro completamente cambiare e vedo che sta continuando a cambiare. Non so se sempre in bene o in male. Comunque purtroppo la flessibilità è una delle caratteristiche che sicuramente dovremo in qualche modo promuovere anche nei percorsi formativi. E mi fa piacere ricordare, e abbandono questo discorso che purtroppo richiederebbe molto più tempo, ma molte cose sono anche state dette prima di me, per dire che effettivamente proprio la ricerca che la dottoressa Lorenzoni ha condotto con il supporto anche di Casa Cavazzini, delle collezioni, ma non solo, è stato un lavoro che dimostra come effettivamente anche il modo di guardare al bene culturale sta cambiando grazie a possibilità offerte da una maggiore interdisciplinarietà. Oggi si parla tanto di paesaggio, il nuovo Ministero della Cultura ha promosso proprio per esempio questo argomento e l'ha messo come una priorità all'interno del suo procedere, e quindi vedo ad esempio come anche un documento visivo può diventare un modo per aprire canali di ricerca che riguardano l'economia, che riguardano appunto il cambiamento geomorfologico del paesaggio, e quindi insomma in qualche modo la ricerca che è stata fatta dalla dottoressa Lorenzoni apre a questi sviluppi. Chiaramente ci vuole un pensiero che supporti questi cambiamenti, però c'è un cambiamento in atto molto forte. È difficile dire che cosa sarà il nostro lavoro fra 10 anni, però certamente rimarrà di fondo questa capacità di governare, come diceva il professor Del Pupo, situazioni complesse, sempre rimanendo sempre così flessibili da assecondare questo cambiamento e seguirlo e permettere uno sviluppo. Per cui proprio le discipline umanistiche dovrebbero servire, dovrebbero supportare soprattutto questo, la capacità di pensare in modo nuovo, sempre. Molte grazie dottoressa Gransinic. Direi che possiamo avviarci verso la chiusura, ma prima di passare la parola al magnifico rettore, all'assessore Rosolin per le conclusioni, chiedo se qualcun altro vuole intervenire tra i colleghi oppure tra i referenti di struttura. Sono state tutte interventi estremamente interessanti che sono sicuro, vedevo anche
dall'alacrità con cui venivano presi appunti, sono degli spunti che potranno servire per il futuro, assolutamente molto costruttivi. Se non ci sono altri interventi, darei la parola all'assessore Rosolin per le conclusioni e poi al magnifico rettore. E io vi chiedo di esonerarmi perché dopo un'ora di assenza mentre ascoltavo un'altra conferenza direi delle cose assolutamente inutili e banali e quindi credo non servano. Quello che dovevo dire l'ho detto all'inizio e le cose importanti sicuro sono emerse dopo, per cui ho provato a ricollegarmi per ascoltare ancora un po', ma ho sentito poco. Alla fine vi ringrazio e scusate. La esoneriamo senz'altro, molte grazie Assessore della sua presenza e della sua disponibilità. Passo la parola al magnifico Rettore per le conclusioni. Sì, conclusioni che credo che in realtà si traggono da sole, perché oggi abbiamo sentito una varietà di ricerche diversificate molto, quindi abbiamo tutti, se quasi avessimo dubbio già con 10 esempi quanto poi settore umanistico e scienze sociali non siano riconducibili a qualcosa di molto semplice, sono già complessi già di loro. Sì, io non sento anche quello che diceva Ketty Segati all'inizio del dibattito, che mi è piaciuto moltissimo. Ho preso anch'io appunti, perché qua non si finisce mai di studiare e di imparare soprattutto. Non sono provocazioni, sono domande che ci dobbiamo porre, ci si pone anche quando si fanno attività congiunte che coinvolgono un'amministrazione regionale, un'università e tante altre strutture e poi hanno a che fare con giovani ricercatori. Quindi non è che si debba ricordare il placement dell'università, ma tutti gli sforzi che si fanno per avere interazioni. Ecco, io più che col mondo del lavoro, io vorrei ribadire, anche quando si parla di entità e comunque di ambito territoriale, questo credo sia lo spirito anche di questa iniziativa, si parla della società, dell'ambito culturale, economico e produttivo, non può essere ristretto solo ad ambiti molto precisi lavorativi, anche se poi alla fine si finisce in alcuni casi a scendere proprio in questo e a vedere magari la necessità di rinnovare le competenze. Io ho apprezzato molto, soprattutto negli interventi, perché gli interventi dei colleghi li conosco molto bene, le persone con cui discutiamo molto spesso. Qui è stato detto capacità di pensare in modo nuovo, quando si è parlato di esperienza e necessità di confronto. Io credo che questo sia assolutamente indispensabile, indipendentemente da qual è l'obiettivo poi formativo e di collocazione nel mondo del lavoro. Cioè noi dobbiamo costruire persone che sono in grado non solo di adattarsi, non è solo di resilienza, ma di gestire i cambiamenti di un mondo che è sempre comunque in evoluzione. Guardate solo la pandemia, cosa ci ha permesso di fare e cosa ci ha anche costretto a fare. Quindi, se è vero che l'università ha 3 missioni, no? la didattica, la ricerca e poi questa terza missione che sembra un po' una sorta di polipo, no? In cui c'è questo public engagement, il trasferimento tecnologico, ne ha anche una quarta che è ineludibile, che è quella di costruire senso critico, contribuire al senso critico che una società può far crescere al suo interno, e naturalmente la politica interpreta poi tutti questi aspetti. Quindi quello che è oggi è veramente di successo, quello che ho ascoltato oggi, perché ha creato questo confronto e questo dibattito che è fondamentale per cercare di capire. Io al di là dell'incertezza, al di là del fatto che non sapremo quali saranno i mestieri fra 5-10 anni, ecco, io non vorrei che questi diventassero alibi, se no diventa il deserto dei tartari sostanzialmente, d'accordo? Io non sono di questo avviso, io credo che sia
opportuno, proprio attraverso questo tipo di iniziative, questo tipo di mentalità, perché quella che si sta sviluppando è una mentalità diversa, è quella di guidare ed essere un pochettino, come dire, anche artefici dei cambiamenti, insomma, del nostro, in realtà, sviluppo. In realtà è venuto fuori evidentemente di come sia necessario competenze trasversali, per esempio, che è difficile da definire, ma soprattutto quanto grande è la complessità per affrontare tematiche che ormai non possono essere viste come un puzzle che si compone da pezzetti singoli. C'è necessità di contaminazione, insomma, in senso buono, naturalmente. Io in questo trovo anche una certa soddisfazione personale, permettetemi, e anche dell'Ateneo, che è quello che ci sta facendo un grosso sforzo, per esempio, per lavorare a progettualità in un piano strategico dell'Ateneo su tematiche interdisciplinari. Cioè, se io parlo di invecchiamento attivo, non posso pensare solo al geriatra, se no è finita, perché devo avere un sistema culturale, devo avere un sistema di lavoro, di benessere sociale, e quindi tutta una serie di alimentazione, tutta una serie di attività che è difficile che io possa mettere insieme mettendo i pezzetti. Quello che dà la possibilità di ottenere uno sguardo diverso è proprio l'interazione fra modi di guardare diverso, ma attorno allo stesso tavolo o davanti allo stesso Teams devo mettere persone che parlano lingue diverse e avere dei traduttori in tutto questo. I traduttori migliori poi, tra l'altro, fra i mondi della ricerca, della formazione e la società in senso lato, diciamo, sono proprio i giovani, ecco, che hanno più facilità anche a recepire questa sollecitazione. Quindi io credo, ecco, vorrei finire con una nota di ottimismo. Siamo sulla buona strada se ci si mette con quest'idea di creare e mantenere un confronto che non sia solo difesa di posizioni, non ne ho sentite stasera, ma con l'idea di costruire veramente un modo nuovo di vedere, perché oggi come oggi, se io penso io ho fatto il liceo classico, mi sono laureato in agraria, ho fatto un dottorato in fisiologia, poi mi piaceva tanto l'università che non sono più uscito, per carità di Dio, ma cioè un minimo di attività e mentalità aperta credo che serva a tutti, al di là delle esperienze personali. Veramente io ho visto, per esempio, nascere anche stasera, ma anche in Ateneo, e sono un po' le discussioni che facciamo spesso con l'assessore e anche con la Segate, nel momento in cui si decide, per esempio, di avviare, c'è una proposta e quindi si fa sempre una verifica di quanto sia utile avviare iniziative del genere. Cioè, la visione nuova che viene creata dopo queste interazioni, prima non ce l'avevamo, ma nemmeno con tutte le conoscenze che uno poteva sviluppare. Quindi è molto facile che se questa interazione 1+1 fa un pochino più di 2, in realtà ci porti a delle nuove sinergie, ma anche a una visione che non è solo io produco la conoscenza, tu la utilizzi. Assieme progettiamo qualcosa di diverso, ognuno naturalmente con le sue competenze. Ecco, io non vi sto a tediare con la differenza tra la ricerca di base e la ricerca applicata, c'è solo ricerca buona, è quella che ci deve interessare, perché poi deve essere anche alcuna deve essere libera da qualsiasi condizionamento, perché sennò non avremo avanzamenti tecnologici. Sapete che i vaccini che usiamo oggi di fatto derivano da una ricerca che è stata accantonata e finanziata per conto proprio da una ricercatrice russa che adesso è diventata miliardaria naturalmente, però voglio dire, quello è, e quindi di casi ce ne sono moltissimi naturalmente. Quindi io credo che veramente, se partendo da cose che in realtà hanno un peso, diciamo, importante, come la formazione alla ricerca, degli assegni di ricerca, si creano condizioni per avviare e soprattutto mantenere e sviluppare in futuro questo tipo di dialogo, io credo che veramente abbiamo una strada spianata. Poi è chiaro, potrei dirvi, va bene, un laureato in Italia prende il 19% in più di un diplomato, mentre nei paesi OCSE prende il 38% in più. Però non vi voglio tediare su questo, perché lo sappiamo tutti, e forse una soluzione va trovata nel momento in cui qualcuno di voi diceva bisogna valorizzare le competenze che ci sono ed evitare di dire ma non ci sono le competenze che ci servono.
non dobbiamo scalare il livello della formazione, creiamo una filiera di formazione, non competizioni fra livelli più bassi, e ovviamente queste sono anche cose che vanno oltre anche le nostre possibilità. Però io ripeto e chiudo, io credo che davvero oggi è stata un'ulteriore dimostrazione, e devo dire che è il terzo anno che io partecipo a questo evento, e c'è sempre un passo in avanti. Quindi sono molto contento e ringrazio ancora tutti coloro che hanno non solo permesso la realizzazione delle ricerche, ma anche coloro che hanno dato vita a questa discussione, che si impegneranno sicuramente per darne vita anche successivamente. Io ci sono. Grazie, magnifico Rettore. Concludiamo, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per tutti i partecipanti, in particolare agli assegnisti di ricerca per la loro presentazione, alla Regione Friuli Venezia Giulia, quindi all'assessore Rosolén, alla dottoressa Segatti, per aver creduto in questo progetto e che, come abbiamo avuto modo di vedere, sta dando dei frutti veramente notevoli. A tutto il personale, colleghi dell'Università di Udine, tra cui anche volevo citare l'area di formazione alla ricerca, o meglio l'ufficio formazione alla ricerca, dottoressa Medeot. Concludo qua ricordando che la registrazione di questo evento sarà disponibile sul canale Play Uniud, e quindi saluto tutti, e con l'auspicio che appunto il progetto verrà prorogato, riproposto anche l'anno prossimo, e di vederci l'anno prossimo, e non lo dico più come, vedremo come, però l'importante è comunque rivederci su questi schermi o in presenza. Un saluto a tutti e buona serata.